di essere presenti e ci auguriamo che la giornata sia fattiva e utile a livello sia informativo che di aggiornamento per tutti voi. In prima battuta porto i saluti da parte di Veneto Agricoltura del direttore Alberto Negro, che ha avuto una concomitanza di una serie di impegni e purtroppo non può essere con noi questa mattina. In ogni caso era estremamente soddisfatto di poter ospitare un'iniziativa di questo tipo su temi delicati e sui quali Veneto Agricoltura ovviamente ha in qualche modo anche la mission di informare tutti gli stakeholder, gli operatori e chi è direttamente coinvolto in queste filiere. La giornata, vedete, in realtà è intitolata Emissioni in atmosfera. Il tema, come sapete, è un tema ampio, molto dibattuto, molto critico, sia sul fronte tecnico che sul fronte normativo. Si rendeva necessario questo seminario, direi che è stata una scelta di aggiornamento ma anche di necessità, perché l'intreccio di una serie di norme a partire dal 2009, sia a livello europeo che nazionale che poi regionale, anzi direi interregionale, come sentiremo poi, porta a delle conseguenze che poi sono operative anche per le imprese. In particolare quindi verrà fatta una focalizzazione sui contenuti della DGR 1100 nel luglio di quest'anno, che approva nuove norme per l'allestimento, la preparazione delle autorizzazioni integrate ambientali e riporta anche tutta una serie di indicazioni a livello di linee guida che sono innovative rispetto ai documenti precedenti. Quindi capite bene che la rilevanza operativa sul campo è estremamente importante. Faremo poi un approfondimento su temi invece più tecnici, facendo punto su alcune strategie e scelte gestionali a livello sia di nutrizione che di gestione aziendale, che in qualche modo invece sul fronte più tecnico possano dare delle opportunità, delle soluzioni, delle vie dei percorsi, insomma, per migliorare gli aspetti di tipo ambientale legati alle emissioni. Ecco, la giornata ci rimpalliamo un po' la gestione con la dottoressa Barbara Lazzaro, che poi farà un intervento più articolato, ma che inviterei a fare una brevissima introduzione, visto che la Regione Veneto è in prima linea, diciamo, su questo fronte insieme alle altre regioni del bacino padano, e come ben sapete poi affrontare questi temi a livello normativo per le strutture regionali è complesso, ed è bene quindi che sia lei a rendere conto del lavoro che è stato svolto. Buongiorno a tutti, porto i saluti in primo luogo dell'assessore Pan e del mio direttore, che adesso è il dottor Frevolent, che sono entrambi impegnati perché stamattina c'è la conferenza politica a livello nazionale sulla parte agricola e si ragionerà di nuovo programma di sviluppo rurale e di eventuale declinazione o non declinazione all'interno dei contesti regionali, quindi capite bene l'importanza della loro assenza e le motivazioni che la sostengono. Ringrazio Veneto Agricoltura in primis per essere qui oggi, perché è stato un pensiero di Federico quello di andare a rivedere un attimo e ridiscutere e rivalutare un po' insieme a tutto il partenariato quali sono le novità di questo settore. È da molto che non abbiamo confronti diretti con gli operatori e anche noi, al di là del fatto che siamo sempre presi con tanti impegni, abbiamo ritenuto importante fare questo momento di confronto proprio per rendervi un attimino la cornice di quali sono le situazioni che a livello nazionale si stanno un po' delineando. Questo perché? Perché da una parte è un tema nuovo, quello dell'aria, non ci ha accompagnato molto nei nostri studi, ma vediamo che nella nostra operatività, sia dal punto di vista
nostro come amministrazione, sia voi come tecnici che operate nel territorio, è un tema che comincia a essere importante nella valutazione della sostenibilità ambientale e della gestione dell'attività zootecnica in primis, ma anche agricola, mi permetto di dire adesso. E dall'altra parte perché è difficile delinearlo dal momento che non è un tema che appartiene propriamente al mondo dell'agricoltura. Tutte queste norme che noi andiamo a definire come ambito agricolo non sono normative di competenza dell'agricoltura. Questo lo premetto perché capiate la delicatezza dei rapporti. A livello nazionale chi ragiona per la declinazione della riduzione delle emissioni di tutti i comparti è il Ministero dell'Ambiente. Il Ministero dell'Agricoltura concorre alla definizione di alcune regole, ma le regole non le definisce. Capite bene la delicatezza di applicare delle norme al comparto agrozootecnico laddove a livello nazionale non c'è nessuno che può essere rappresentato nel momento in cui sono declinate determinate scelte. La difficoltà è poi renderle pratiche, renderle efficaci, renderle misurabili. Questa è una consapevolezza che abbiamo tutti, soprattutto le regioni del bacino padano. E questo perché? Perché dal 2014 è scattata una procedura di infrazione contro l'Italia per il superamento delle emissioni in termini di PM10, PM2,5 nel bacino padano. Fin là e finché arriva ai nostri colleghi dell'ambiente è chiaro che è un problema, è risaputo, lo sentiamo ai telegiornali, ma delle ricadute non ne capiamo molto il peso. Parallelamente, prima del 2014 abbiamo cominciato a lavorare in termini di direttiva nitrati a suo tempo e poi autorizzazioni integrate ambientali per polli e per suini con una determinata disciplina che man mano è stata valutata, istruita, si è modificata, si è resa sempre più pregnante all'interno delle istruttorie delle province. Nel 2017 sono entrate in vigore le nuove BAT, quindi ci siamo trovati a dover rivedere anche tutto il procedimento istruttorio e le valutazioni che hanno a che fare con la direttiva sulle emissioni in atmosfera. Ma, ed è questo il momento per cui siamo qui stamattina, ma non è solo quello, nel senso che le nuove disposizioni sulle AIA, le nuove disposizioni che abbiamo recepito in materia di BAT sono uno degli aspetti sui quali da adesso in poi dovrà lavorare soprattutto l'agricoltura del nord Italia per mettere in atto quello che è il famoso accordo bacino padano. Ma cos'è questo accordo e perché interessa a noi come agricoltura e come zootecnia? È un accordo di programma sottoscritto al momento in cui c'è stato il G8 Ambiente a giugno del 2017, scusatemi, dai 4 rappresentanti delle 4 regioni del nord Italia, i 4 governatori con il ministro Galletti. È un accordo stringente che ha disposto di fronte all'Unione Europea tutta una serie di misure stringenti da mettere in atto nel nord Italia proprio perché c'è questa procedura di infrazione per i troppi sprofonamenti di soglia del particolato PM10 PM2,5. Questo accordo intercetta anche l'operatività del mondo agrozootecnico.
Noi ce ne accorgiamo perché adesso all'interno dei telegiornali sentiamo tutte le limitazioni ai diesel, all'Euro 4, all'Euro 3, nel momento in cui ci sono gli stop di circolazione anche all'interno dei nostri comuni vedremo applicare dei cartelli che ci limitano la possibilità di transitare a seconda di determinate soglie di concentrazione, e questo fino a marzo del prossimo anno. Ha cominciato ad essere attivo a ottobre, l'altro ieri, dal 1° di ottobre. Ma a livello dell'agricoltura che cosa comporta? Comporta valutazioni più mirate e più attente in termini istruttori, laddove si rivedono le autorizzazioni AIA e le autorizzazioni alle emissioni. Per che cosa? Per tutto quello che riguarda la copertura degli stoccaggi in primis. Che cosa comporta ancora? Comporta valutazioni molto più attente nei termini e nei modi in cui si distribuiscono gli effluenti, indipendentemente, segnalo, da tutto il contesto applicativo e normativo di direttiva nitrati. Quello c'è, quello vive, quello è. Ma laddove mi ritrovo in contesti di supero dei PM10, mi trovo ad avere una serie di limiti operativi che sono in più. Che cosa mi comporta ancora questo accordo bacino padano? Probabilmente comporterà la possibilità di accompagnare in modo molto limitato, mi permetto di dire, però in qualche modo, queste azioni stringenti che si applicheranno alle 4 regioni del nord Italia. Perché dico questo? Perché per il comparto agricoltura ognuna delle regioni del nord Italia avrà a disposizione un plafond finanziario di 2 milioni di euro da impegnare per fare attività di mitigazione delle emissioni, vuoi con coperture vasche, vuoi con attrezzature che permettano gestione e spandimento degli effluenti con interramento immediato, e queste sono le 2 cose più semplici che mi permetto di segnalare. Ma capite bene che 2 milioni di euro con 7.000 circa comunicazioni e altrettante potenziali vasche, di cui le coperte sono il 35% forse, non potranno essere la soluzione di un problema così pregnante che deriva da una normativa ambientale che è necessario applicare. Questo potrebbe già bastare come cornice del tema che si va ad affrontare oggi, ma non è tutta la cornice. Allora, da una parte abbiamo l'accordo bacino padano per il nord Italia, 4 regioni, dall'altra abbiamo le nuove BAT e la nuova disciplina sulle AIA della DGR che vi verrà rappresentata poi dal dottor Salvò prima, dal dottor Arcaro poi e dalla professoressa Gottardo. Ma c'è un altro binario che dobbiamo tenere in considerazione su queste valutazioni di oggi, almeno per sapere andare a casa con questa nuova cornice ampia. Il nuovo binario è una nuova direttiva che sta arrivando, che si chiama direttiva NEC e che ha come numero 2284 del 2016. Questa direttiva è una direttiva che va a lavorare in tutti i settori, anche qui, e quindi anche in quello agrozootecnico, per la riduzione delle emissioni in atmosfera. Questa direttiva appartiene a tutto il mondo agrozootecnico e quindi non parliamo, come dicevamo prima, di suini e di polli, ma parliamo di chiunque, ed è la prima attenzione che vi pongo. Questa è la prima. La seconda attenzione è che questa direttiva al momento attuale risulta già stata applicata in Italia, non ce ne siamo forse tanto accorti perché non sono quelle notizie che passano nella stampa di settore, con un decreto
decreto legislativo, anche questo molto semplice da ricordare, decreto 81 del 2018, 81/18, semplice, si ricorda a tutti. Questo decreto legislativo, come dice il nome, non è stato un decreto ministeriale, è un decreto legislativo. Qual è la differenza? Che non è oggetto e non è stato concordato, ok? Deriva direttamente da emanazione di norma, d'accordo? È legge. Su questo decreto legislativo ci sono tutta una serie di definizioni che sostanzialmente impongono delle azioni da adesso fino al 2030 e oltre al 2030 per tutto il comparto agrozootecnico nazionale, in linea con quello che la direttiva NEC impone a tutti gli Stati membri. La direttiva NEC sostanzialmente ha l'ambizione di andare ad abbattere tutte quelle che sono le sostanze emissive, quindi non solo gli NOx e quindi il particolato PM10, PM2,5, si parla anche di solfuri, si parla anche di composti organici volatili, si parla di tutto un insieme di sostanze e anche dell'ammoniaca, e in primis lì che l'agricoltura viene puntata a dito, e per tutte queste sostanze sono proposti dei limiti in riduzione. L'attenzione è questa: questo decreto legislativo al momento deve essere approvato a livello nazionale con un programma nazionale di attività di riduzione che verrà approvato, come dicevo prima, dal Ministero dell'Ambiente. Dentro a questo programma ci sarà un capitolo che parla anche di agricoltura. Agricoltura che da un lato si ritroverà, ma non, ripeto, solo per suini e polli, come stiamo ragionando qui e ragioneremo stamattina, ma per tutti i comparti operativi, si troverà a dover misurare e dare conto di quello che è il proprio potenziale emissivo e di come lo sta riducendo, come andrà a ridurlo. Cosa vuol dire questo come concretezza? Vuol dire semplicemente che anche da parte della direttiva NEC mi verrà richiesto di adottare tutta una serie di aspetti gestionali più stringenti in termini emissivi, e non solo per gli NOx, ripeto, ma anche primariamente per l'ammoniaca. Questo vuol dire che anche la direttiva NEC, come l'AIA, mi chiederà la copertura delle vasche, la copertura degli stoccaggi, anche delle concimaie, mi chiederà una gestione mirata della distribuzione degli effluenti in maniera da ridurre il più possibile quelli che sono i tempi di interramento dei liquami e dei letami. Mi verrà chiesto di fare delle scelte anche in termini di uso dei concimi azotati di sintesi chimica, perché l'urea ha un potenziale emissivo molto più pesante di quello del nitrato ammonico, per esempio. Quindi anche nelle scelte di quali sono i diversi tipi di fertilizzanti che dovrò adottare all'interno del contesto aziendale, avrò delle limitazioni o delle attenzioni da tenere in considerazione. D'accordo? La direttiva NEC avrà due livelli di impegni: i vincoli, le cose che non si potranno assolutamente più fare, e gli impegni volontari. Partirà così: ci sono delle cose di vincolo, che sono per esempio il fatto di non usare più i concimi di sintesi chimica a base di carbonato d'ammonio, quelli non si potranno più usare, ma in Veneto mi pare di pensare che non sia il problema. Ci sono delle
cose importanti come il fatto di non fare più nuovi lagoni aperti. Potrebbero esserci delle gradualità di impegno in funzione del fatto che non si riesca a dimostrare che si stanno abbattendo gli indicatori che l'ISPRA, che è l'ente nazionale che dipende dal Ministero dell'Ambiente, che colleziona tutte le acque e i monitoraggi di tutte le acque, ha calcolato come, e sta calcolando come riduzione degli impatti proposti per il settore agricolo e per il settore zootecnico di tutta l'Italia, compartimentato per regioni. Questo per dire cosa? Che anche la direttiva NEC mi porterà probabilmente questo programma di attività dove c'è anche il capitolo agricoltura, che comprende anche tutto il capitolo del traffico, che comprende anche tutti gli impatti industriali. Questo programma è scritto nel decreto legislativo 81, dovrà essere approvato entro la fine di quest'anno. Quindi è sicuro che il Ministero dell'Ambiente porterà questo decreto in approvazione entro il 31 dicembre 2018. La prima rendicontazione che l'Italia dovrà fare in termini di direttiva NEC è ad aprile del 2019, quindi capite che i tempi sono piuttosto scadenzati e già previsti. Quello che è importante, a mio avviso, è capire che in questo momento l'attenzione sull'aria è qualcosa di fondamentale. Non è più un aspetto che non è compreso nell'attività agricola e zootecnica, è un aspetto con il quale a livello operativo ho la necessità di confrontarmi, perché me ne verrà chiesto e me ne verrà reso conto. In primis con queste norme di minima che abbiamo detto, ma in seconda battuta perché potrebbe essere limitato anche lo stesso uso sereno e tranquillo che attualmente si fa in Veneto e molto importante di urea, perché una regione che ha 200.000 ettari di mais in media all'anno di concima in modo preliminare, laddove non utilizza i fluenti di allevamento digestati con urea. Quindi capite bene quali possono essere anche gli impatti nella tasca dell'agricoltore domani se è obbligato a utilizzare dei concimi che siano poi con tutta che siano ricoperti o comunque con la possibilità di essere a lento rilascio della molecola di urea. Ecco, io volevo darvi una cornice, mi fermo qua, ma la mia attenzione nei vostri confronti è quella di avervi collocato in dove siamo adesso. Quello che mi premeva che fosse il messaggio con cui uscite da qui è che quello che vi viene proposto oggi, che vi viene spiegato, sul quale andremo a ragionare, è uno dei 3 temi cardine su cui stanno arrivando tutte le discipline nel settore agrozootecnico in tema di emissioni. Da una parte ho l'accordo bacino padano, dall'altra ho le autorizzazioni integrate ambientali, in terza battuta ho la direttiva NEC. Queste 3 cose, ed è quello che come 4 regioni del bacino padano abbiamo chiesto con forza al Ministero dell'Agricoltura, è che queste 3 cose si devono parlare. Quello su cui abbiamo battuto i piedi a livello nazionale, mettendoci proprio tutti assieme come 4 regioni del bacino padano, è che non ci siano da una parte delle cose che confliggono nell'operatività degli agricoltori che viene imposta dall'altra. Lì stiamo insistendo, però che arrivino e che ci siano queste 3 situazioni da applicare
e da declinare all'interno dell'azienda zootecnica in primis, agricola poi, è storia di domani. Lascio la parola ai colleghi. Questo quadro era doveroso anche per capire un po' il senso generale. Aggiungo anche due parole, volendo elevarsi ancora più in alto. Non è stato citato, ma è inevitabile che in qualche modo lo ricordiamo. Voi come comparto non siete soli su questa partita. Oggi esce il nuovo report sullo stato del cambiamento climatico e le anticipazioni sono, ogni volta che escono questi report purtroppo le anticipazioni sono più drammatiche rispetto a quello che noi ci aspettiamo. Siamo abituati a leggere degli articoli che sembrano del tutto privi di contatto con la realtà su questo tema del cambiamento climatico, purtroppo invece vediamo come queste cose diventano cogenti sulle attività imprenditoriali, sulle attività economiche, non solo del comparto agricolo ma di tutti i comparti, e sarà una battaglia, una partita molto impegnativa purtroppo. Io temo che dovremo fare i conti sempre di più con limitazioni, monitoraggi e anche, spero e mi auguro, con soluzioni il più possibile virtuose per cercare di migliorare il quadro climatico del nostro pianeta. Chiaramente non è una missione del singolo, è una missione di tutti gli stati, sapete bene. La sensazione purtroppo di poter fare quasi nulla e di soffrire invece le conseguenze è un elemento che accomuna un po' tutti. Ecco, proseguiamo, partiamo proprio dal focus un po' della giornata, quindi dagli aspetti più operativi per le aziende, e do la parola a Roberto Salvò, sempre della Direzione Agroambiente della Regione del Veneto, che descrive le nuove linee guida approvate con la DGR che ho citato in apertura, e quindi cosa cambia rispetto alle linee guida precedenti, alle modalità per l'autorizzazione integrata ambientale che avevamo fino ad oggi, in buona sostanza. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Andiamo a presentare la DGR 1100, che le nuove linee guida per l'esame delle autorizzazioni integrate ambientali degli allevamenti. Non andrò a presentare tutte le BAT che sono riportate nella DGR, perché penso che non sia quello il compito. Cercherò però di soffermarmi e di fare un po' il punto su alcune soluzioni, su alcune BAT molto specifiche che almeno secondo noi sono le prioritarie. Facciamo una premessa che è già stata fatta dalla dottoressa Lazzaro, però la riprendiamo solo per alcuni punti. Produzione di ammoniaca. Mi interessa farvi vedere che praticamente l'82% è nella gestione delle deiezioni, ricovero, stoccaggio e spandimento. Allora, visto che le nuove BAT prevedono sia il bilancio dell'azoto che il bilancio delle emissioni, dopo andremo a vederlo come eccetera, vedete che avete la possibilità, che un'azienda ha la possibilità di agire in 3 comparti: spandimento, stoccaggio, eccetera. Quindi, agendo, come si parlava prima, in una copertura dello stoccaggio, possiamo abbattere di molto. E visto che il bilancio è complessivo, è anche una valutazione prettamente economica che un'azienda deve fare, che un tecnico deve fare. Uno spandimento che mi può ridurre, che ha del 25%, lo possiamo interrare, che costi ha? Quindi, nello stesso momento che io devo fare un progetto di emissioni, questi 3 fattori li devo prendere in considerazione, perché io devo dimostrare, dopo lo vedremo, che il mio bilancio complessivo dell'azienda ha determinati parametri, però posso agire con determinati modi, e questo è fondamentale. Qui ci soffermiamo solamente per una cosa: il ruolo dell'ammoniaca lo conosciamo, però sull'efficienza della conversione dell'azoto per quanto riguarda l'azoto, la proteina, è molto bassa, solo il 10%, il resto viene escreto. Questo cosa vuol dire? Penso che dopo il professore Secottato ve ne parlerà, quindi io vado di corsa. Vuol dire che agire sulla dieta è fondamentale, lo riprenderemo, c'è una BAT specifica, però
È inutile che andiamo a tagliarlo alla fine, dobbiamo tagliarlo alla fonte. Questo non vuol dire che andiamo, come vi dirà poi, sono convinto la professoressa, diamo meno proteina del necessario. Non diamone di più, questo sì. Sappiamo che l'indice di progressione varia con l'età dell'animale, quindi cerchiamo di tararle. Queste sono un po' l'ABC che ci insegnavano molti anni fa, io nel mio caso quando con il professor Parigini, che rovinava la vita a tutti, però adesso sono di attualità. E il ruolo dell'ammoniaca, come è stato detto, influisce anche nel PM10. Pertanto PM10 con tutto quello, visto che siamo in blocco delle auto, in alcuni comuni in questo momento sappiamo il perché. Molto velocissimamente, che è già stato provato, quali sono le norme di riferimento? Abbiamo le ARIA, c'è ancora la delibera 1105 che per le nuove AIA è ancora in vigore, abbiamo la 1100 per le linee guida, per il riesame delle autorizzazioni e sappiamo bene quali sono i margini che valgono le autorizzazioni integrate ambientali, suini e polli. Autorizzazioni di carattere generale. Perché faccio un punto su questo? Voi dite, ma oggi dovremmo parlare di AIA. Perché gli allevamenti soggetti all'autorizzazione alle emissioni di carattere generale devono rispettare le migliori tecniche disponibili. Pertanto tutti quei ragionamenti che oggi andiamo a fare per le autorizzazioni integrate ambientali, gli allevamenti soggetti che hanno questa forbice devono rispettare quelle norme. Voi mi direte, ma le linee guida del 2012 erano abbastanza semplici, c'era un moduletto informatico da compilare, eccetera, eccetera. Sappiate, quindi è giusto che anche tutte le aziende che sono soggette all'autorizzazione a carattere generale incomincino a fare delle valutazioni, perché anche queste, le migliori tecniche disponibili che poi andremo a presentare, non tout court come quelle delle AIA, però gran parte dovranno essere. E qui ci sono dentro anche tutto il comparto bovino, al di sopra di determinate soglie. Direttiva NEC, non mi soffermo, è già stato detto tutto, il codice nazionale che sarà approvato. Ecco, solo qui una cosuccia, solo l'ultima tabellina sotto, perché a seconda che uno la legge, perché se noi la leggiamo 2020, diciamo il 5% rispetto al 2005, possiamo dire tutti quanti ci guardiamo e viva, andiamo a brindare, l'abbiamo già, non dobbiamo fare nulla. Siamo sereni, tranquilli, eccetera. Però quello che noi dobbiamo guardare è il 2030. Voi dite, beh, 2030. Sì, però il 2030 è il 16%. Cosa vuol dire? Vuol dire che dal 2020 praticamente dobbiamo ogni anno per arrivare al 16 cominciare a ridurre. Non possiamo trovarci l'ultimo anno che ci arriverà, dai che diminuiamo di un 10% così tout court le emissioni. Perché penso che sarebbe un po' dura. Ma ora nel 2030 la direttiva sarà ridotti ai argomenti. No, beh, magari saranno. Tu sei un pessimista, io invece sono un inguaribile ottimista. Ecco, però diciamo, ecco, questi dati, perché se uno va a guardare i dati attuali dice non ho problemi, però dobbiamo avere una visione molto più lunga. Io penso che uno che ha un allevamento non ha intenzione tra un paio d'anni di chiuderlo, ha intenzione di progredire, almeno confidiamo. Accordo del bacino padano, non mi soffermo, la dottoressa Lazzaro ne ha già parlato, quindi ecco, mi soffermo solo su una cosa, sul punto M. Elaborare e presentare al Ministero dell'Ambiente una proposta contenente i requisiti generali, ovvero si sta parlando al Ministero dell'Ambiente di portare le autorizzazioni integrate ambientali in via generale. Non pensate che non ci sia da fare, cambia, si semplifica un po' il procedimento, ecco, questa era l'idea. Allora, le 4 regioni del bacino padano hanno già fatto la proposta al Ministero dell'Ambiente, è stata accolta tra i vari ministeri. Confidiamo che per l'anno nuovo, siamo ottimisti, siano approvate. Perché darebbero, visto che tutte dovranno essere riviste,
Sicuramente per il comparto avicolo, che tutto sommato si ritiene che il comparto avicolo abbia un po' qualche problema di meno rispetto al comparto suinicolo, potrebbero semplificare di molto il procedimento. Ecco, non è che autorizzazione via generale non facciamo le batte, no? È solamente nel carico di chi dovrà rivedere tutte queste autorizzazioni si semplifica il procedimento. Diciamo che un allevamento che è tutto a posto, è tutto perfetto, e che lo si può comprovare, il procedimento è molto più veloce. Ecco, questo era l'intento. Alcuni dati. Nel Veneto noi abbiamo oltre 500 allevamenti in AIA, vedete che la gran parte sono a Verona, e abbiamo oltre 1100 allevamenti soggetti ad emissioni. Sono dati indicativi, però sono dei dati che possiamo dire che circa 1600-1700 allevamenti nel Veneto hanno un'autorizzazione alle emissioni. È un numero rispetto ai 7000 del coso cospicuo, però sono i più grossi allevamenti che sono soggetti. Incominciamo. Allora, tutto quello che ha deciso sono state l'approvazione delle nuove BAT. Approvazione delle nuove BAT, 15 febbraio 2017, pubblicata il 21/2/2017. Se riprendiamo il decreto 152, l'articolo 29 ci dice: entro 4 anni dalla pubblicazione delle BAT, ovvero entro il 21 febbraio 2021, tutte dovranno essere viste. Punto. Fine. Allora uno potrebbe anche farci, e qui mi fermo un attimino, potrei sembrare anche scortese alla fine del discorso, però entro il 2021 non è che il qui presente dottor Arcaro dovrà rilasciare. Nel 2021 tutti gli allevamenti dovranno essere norma con le BAT, che è una cosa ben diversa. Ovvero, è il caso, dopo magari alla fine vedremo anche un po' come, è il caso che tutti gli allevamenti soggetti ad AIA, visto che voi siete dei tecnici o allevatori, incominciano a fare una checklist di tutte le BAT. Questa ce l'ho, questa ce l'ho, questa ce l'ho, questa non ce l'ho, sì, ok, ho un paio d'anni e incomincio ad adeguarmi. Perché nel 2021, 21 febbraio 2021, l'allevamento deve essere a norma, ma non per l'autorizzazione rilasciata, deve essere a norma perché ha tutte le BAT fatte. E trattandosi di un qualcosa di, come una proroga, penso che sia, non credo. Quindi nel 2021 tutti gli allevamenti dovranno essere a norma. Hanno tutti già un'autorizzazione, vediamo che non è cambiato molto, ci soffermeremo su quello che è cambiato, quindi c'è già un'autorizzazione, però è il caso di cominciare a ragionare. Non aspettiamo l'ultimo allevamento che verrà chiamato, dopo il primo caro ne parlerà, l'ultimo allevamento magari 3 mesi, dice che bello, però lo sappiamo. Le BAT praticamente sono fatte, se voi andate a vedere l'allegato B è una checklist, abbiamo la stessa impostazione che semmai verrà l'autorizzazione in via generale è la stessa, quindi è una checklist. Su ogni BAT è scritto se ne deve rispettare una tecnica o una combinazione. Dove è una tecnica cosa vuol dire? Almeno una. Dove è una combinazione almeno 2. Abbastanza chiaro e non si può fare confusione. Ci soffermiamo adesso su alcune BAT, non tutte quante, perché tutte quante molto probabilmente dovremmo stare qui tutto il giorno, però quelle che, parlando un po' con i tecnici, sono un po' le più delicate. La BAT numero 1 che fa tanta paura a tutti i tecnici, non ho capito il perché, la andiamo a vedere un po'. Allora, è un sistema di gestione ambientale. Cosa vuol dire? Per i tecnici che sono abituati o che hanno fatto la KCCP, voi sapete che la KCCP si parte a fare tutte le fasi e in ogni fase andavamo a vedere quali sono i punti critici. A livello di punto critico noi diciamo qui si deve fare questo. Molto semplice. È più o meno lo stesso sistema adottato nell'allevamento. Quindi noi andiamo a vedere tutte le fasi dell'allevamento,
Andiamo a vedere quali sono i punti critici sotto il profilo ambientale e su questo punto critico devo operare. Vi andiamo a vedere, sono 11 abbastanza in velocità, però è giusto soffermarsi perché dopo li ritroveremo sugli altri. Impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado. È una traduzione dall'inglese, quindi i dirigenti di alto grado lo potrebbe, forse magari potevano tradurla diverso, però è così. Qui dobbiamo distinguere, anche in questo caso, tra l'allevamento dove c'è un titolare solo, potrebbe essere, un titolare con un paio di dipendenti o un titolare con numerosi dipendenti. Perché questo? Non perché cambia qualcosa, perché come voi applicate il decreto 81 sulla sicurezza nella formazione dei dipendenti, le stesse cose dovranno essere applicate per questa norma. Quindi, dove ci sono dei dipendenti, i dipendenti devono sapere cosa devono fare per tutti i discorsi detti prima per ridurre le emissioni. Quindi ci dovranno essere dei protocolli adeguati. Se l'allevamento insocida, visto che molte, chiamiamole tra virgolette, responsabilità sono i tutti due, dovrà essere chiarito. Quindi ci dovrebbero essere, in questo caso, iniziamo già, nello stesso momento che voi fate l'adeguamento della formazione per il decreto 81, dovrà esserci l'adeguamento della formazione anche per questi comparti, dove ci sono dipendenti. E voi sapete meglio di me che il datore di lavoro è il responsabile, quindi definizione di una politica ambientale che prevede i miglioramenti. Cosa vuol dire? Ogni anno verrà fatto un bilancio dell'azoto escreto e un bilancio dell'ammoniaca. Quindi un miglioramento, noi andremo a prevedere che ogni anno l'azoto escreto e l'ammoniaca teoricamente dovrebbero essere, l'ottimale sarebbe diminuire o più o meno uguale. Se ci fosse un picco di ammoniaca o di azoto escreto in più, bisogna andare a motivare. Mi stanno spiegando che determinate condizioni patologiche nei suini possono comportare un allungamento del ciclo, quindi un'alimentazione in più, però è comprovata. Quindi il punto 2, teniamo presente che tutti questi punti, il tecnico che farà questo dovrà compilare una relazione molto dettagliata, ma non solo, che comporta poi degli impegni che devono essere anche verificati. Quindi, punto 2, uno potrebbe dire, io cercherò ogni anno di fare questo. Pianificazione e attuazione delle procedure, traguardi, eccetera. Anche in questo caso c'è un risparmio idrico, un risparmio energetico. Faccio un esempio. Una ancora alle vecchie lampade in incandescenza, un miglioramento è a mano le vado a sostituire con i LED. Tutto sommato è anche un risparmio economico nella bolletta. Attuazione delle procedure. Nell'attuazione delle procedure si può pensare che all'attuazione del piano di monitoraggio e controllo che ogni anno si deve andare a fare e nella modalità dei controlli. Il punto 5 che ha dato adito a molte telefonate, audit interno e audit esterno, se noi li leggiamo sempre letteralmente da traduzione. L'audit interno potremmo pensare che è la redazione e l'invio del report annuale. L'audit esterno, visto che sicuramente riceverete una visita dell'ARPAV, sarà l'audit esterno nella quale ci sarà un confronto su tutto quello che è stato fatto in azienda. Riesame del sistema, logicamente l'esame del sistema vuol dire che se ci sono state particolari problematicità le ho individuate e ho trovato il modo di risolverle. Attenzione al sviluppo di tecnologie più pulite. Qui se l'allevamento è all'interno di un parco, di una zona ZPS, eccetera, è probabile che l'attenzione dell'allevamento sia un po' diversa rispetto ad altre zone. Si suggerisce anche che il gestore raccolga le segnalazioni che provengono dalle parti interessate. Quindi ci sono determinate problematiche, vengono raccolte e si deve dare una risposta. Eventuale dismissione dell'impianto, questo è già
scritto dal 152, quindi sono delle procedure che sono solo richiamate. Applicazione e scadenza periodica di un'analisi comparativa settoriale. Nello stesso momento che a fine anno verrà predisposto il report, buona cosa è di andare a fare una valutazione rispetto al report dell'anno precedente. Qualcuno si dovrebbe chiedere se quest'anno ho usato mangime capo molto superiore rispetto all'anno precedente, forse c'è qualche problema, perché i dati, così pure per l'acqua, così pure per l'energia. Quindi il report che è informatizzato e sarà informatizzato pure il nuovo, non è solo un caricamento di dati, cioè i dati si devono andare a confrontare con quelli dell'anno precedente e andare a individuare se c'è una connessione. Piano di gestione del rumore e degli odori, si dovranno prevedere questi due piani, riservando la loro attuazione solo nel caso di segnalazioni ripetute, documentate e comprovate. Quindi ci dovranno essere delle segnalazioni di rumori o odori fatte all'autorità, dovranno essere documentate e naturalmente comprovate, quindi non segnalazioni. Quindi la parte numero 1 è la parte gestionale, che poi fatta bene questa ce le troviamo su tutte le altre. Un'altra parte fondamentale è la 3. Qui dopo debattiamo la professoressa Gottardo, quindi risulta il metodo più semplice. Quindi per ridurre l'azoto escreto, quindi emissioni, consiste nell'usare una formazione della dieta o strategia nutrizionale che includa una combinazione di tecniche. Qui non mi soffermo, c'è un relatore che parlerà di questo, però la razione è la fondamentale. Quindi una razione ottimale in qualsiasi allevamento ci dovrà essere. BAT 10, rumore. Vedete che sono quasi tutte azioni gestionali. Apparecchiature utilizzate da personale esperto, assenza di attività rumorose durante la notte, disposizione rumore e attività di manutenzione, funzionamento dei convogliatori e delle coccole piene di mangime. Quindi potete, se andiamo a vedere tutte queste BAT, vi accorgerete che più che BAT strutturali sono BAT gestionali. Quindi sono delle cose che molto probabilmente in azienda vengono già svolte, quindi se vengono già svolte il problema non esiste. Un'altra BAT che non c'era è la BAT numero 11, la BAT sulle polveri. Al fine di ridurre le emissioni di polvere derivanti da ciascun ricovero zootecnico, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate. Mangime umido, usare separatori di polvere nei depositi di mangime a secco a riempimento meccanico, filtri a secco per gli allevamenti di pollame o quant'altro. Quindi vediamo che rumore, polveri ci sono. Gli odori. Negli odori chi ha scritto le BAT si è soffermato un po' di più. Molto probabilmente sappiamo bene che gli odori è una delle caratteristiche degli allevamenti. Un'esagerazione di odore probabilmente non dovrebbe esserci. Vediamo che la BAT è divisa in due. C'è un aspetto gestionale, quindi ci dovrà essere un protocollo contenente le azioni appropriate in relativo cronoprogramma. Un protocollo dà delle misure da adottare in caso di odori molesti, un programma di prevenzione, un riesame degli eventi. Allora, noi sappiamo benissimo dove si creano gli odori. Nelle vasche, all'interno della stalla e nello spandimento. Sappiamo anche benissimo come possiamo ridurle. Quindi noi dovremmo predisporre, e vediamo che nella BAT numero 1, quando parlavamo di sistema di gestione, e questo chi ha compilato il piano di gestione dovrà prevedere per gli odori cosa andrà a fare. E pertanto si è visto che è previsto, praticamente, non teoricamente, praticamente odori dovrebbero essere abbastanza limitati. Questo è
Poi abbiamo delle tecniche, quindi l'abate dice è un aspetto gestionale, un aspetto di tecnica, coprire il liquame, minimizzare il rimescolamento del liquame e riempire i vasconi dal basso sarebbe una buona cosa, e molto probabilmente, anche se non c'è, è un investimento abbastanza limitato. Logicamente riempendo dal basso c'è molto meno rimescolamento, meno emissioni e meno odori. Spandimento a valle, incolpare gli effluenti dal lavamento. Stoccaggio solido come prima, coprire, e stoccare su pavimentazione solida, eccetera. Quindi, ci soffermiamo un attimino sulla BAT 16, perché se noi andiamo a leggere letteralmente come è stata tradotta la BAT 16, vediamo coprire il deposito di stoccamento del quale a tal fine è possibile usare una delle seguenti tecniche: copertura rigida, bene, copertura flessibile, bene, copertura galleggianti quali pellet in plastica, materiali leggeri, copertura flessibile, piastrelle geometriche, crostone naturale e paglia. Allora io direi, perdonatemi, che la paglia, mettiamo paglia di sopra, si bagna e va giù. Il crostone naturale, che io sappia, un bel crostoncino di 10 cm è abbastanza dura, da quel che ne so. E teniamo presente che dopo non andate all'elementare, se uno dovesse dire crostone naturale ci dovrebbe essere, quindi è un po' improbabile che ci siano le ultime due. Quindi seppur le hanno scritte, forse è il caso di non andare a suggerire. Piastrelle geometriche, coperture flessibili, eccetera, palline contro palline, stiamo parlando di palline visto delle più svariate dimensioni, eccetera. Da quel che me ne stanno dicendo gli addetti ai lavori, devo sempre mettere palline. Quindi, al di là dell'umorismo delle palline, però è un costo continuo. Quindi, e con effetti molto limitati. Allora arriviamo che alla fine rimane la copertura. Qui non oso pensare a una copertura rigida o quant'altro, eccetera, eccetera. Però anche una copertura rigida, ci sono dei materiali che hanno una lunga durata e garantita, tenuta nel bordo, con il pozzetto centrale che mi permette anche di recuperare l'acqua e quindi di smaltire quell'acqua piovana che quel metro di acqua, tutto sommato, risparmia a portarlo poi nel campo, molto probabilmente ho anche qualche risparmio. Mi stanno pure dicendo che i costi, ci sono dei costi sicuramente, però non sono esorbitanti. Allora se metto tutte le palline, che io ogni anno devo acquistare palline e mettere con effetti abbastanza bassi, forse è il caso di incominciare a prendere in considerazione come investimenti, se poi arriverà a qualche misura tanto di guadagnato, però gli ultimi metto già le mani avanti, perché quello che so che i colleghi delle province quando vedranno queste cose, ecco, quindi visto che ce ne siamo parlati, io ho riportato su una BAT è scritto questi, quindi correttamente riportiamo, però se noi andiamo a vedere effettivamente l'efficienza sappiamo che è pari a zero le ultime, quindi in questo caso dobbiamo entrare nell'ordine di idee che una copertura, forse squisitamente sotto profilo economico, vista in un periodo abbastanza lungo, ci si può ragionare. Qui avevamo scritto, l'ho riportata, però se uno dovesse fare il costone il riempimento dal basso non si discute neanche, perché fare un costone con il riempimento da sopra, oddio, onestamente vedo delle facce che mi sostengono e quindi buona cosa. Rimescolamenti lasciamoli perdere, quindi andiamo come proposta di ragionarci in un discorso di copertura. La BAT 21 che era stata ripresa prima, l'intervallo di spandimento, io non sono un esperto per fortuna mia della direttiva nitrati, però
lo spandimento qui inferiore rispetto a quello previsto della direttiva nitrati, quindi è da 0 a 4 ore. La BAT prevede che quindi per gli allevamenti associati ad aria può arrivare, cito testualmente, fino a 12 ore. È necessario, però ecco, abbiamo messo anche una postilla, è necessario descrivere le caratteristiche tecniche dei mezzi in possesso dell'azienda, fornendo adeguata documentazione a supporto, esponendo, se supera le 4 ore, le motivazioni per le quali 4 ore. Vediamo che in questo caso forse è da valutare un intervento immediato, però la BAT è da 0 a 4 ore, che si può arrivare a 12 a condizione che questo è praticamente per quanto riguarda gli allevamenti soggetti ad aria. Mi soffermo un attimo, allora queste vediamo che sono tutte BAT gestionali in pratica, quasi. Sulle BAT strutturali mi soffermo solamente per un punto. Come le vecchie BAT hanno pensato alla cosiddetta BAT 0. Questo cosa vuol dire? Nel caso degli allevamenti suini, che tutto sommato per le autorizzazioni integrate ambientali sono un po' più problematici nel rispetto delle normative ambientali, qualora fosse presente la fossa profonda, che non è una BAT, si mantiene la fossa profonda a condizione che sia accompagnata una combinazione di tecniche di gestione nutrizionale. Pertanto, nello stesso momento che ci fosse la BAT 0, quindi la fossa profonda negli allevamenti, devo associare, devo già prevedere o un sistema, diciamo, da un taglio sull'alimentazione, quindi da un taglio a monte, un sistema di trattamento dell'acqua, riduzione del pH del liquame da scartare e il raffreddamento del liquame molto probabilmente ha un costo energetico abbastanza elevato. Quindi vediamo che negli allevamenti dei suini hanno previsto appunto questa situazione di fosse profonde, che ce ne sono ancora presenti, però è una BAT a condizione che idem per quanto riguarda gli allevamenti ricavo zootecnico, galline, ovaiole, polli da carne, eccetera. La BAT 0 è il sistema di ventilazione forzata e rimozione infrequente degli effluenti di allevamento. Quindi in entrambi i casi a livello strutturale noi abbiamo la BAT 0 a condizione che ci siano poi delle integrazioni. Piano di monitoraggio e controllo e l'allegato C. Anche qui ci soffermiamo. Allora, l'impostazione del nuovo piano di monitoraggio e controllo è la stessa rispetto al precedente. Visto che il sistema informatico ha funzionato, entro l'anno nuovo praticamente ci sarà il nuovo report già predisposto, con i nuovi campi che sono integrati. Il gestore deve presentare esclusivamente mediante l'applicativo web. Abbiamo anche messo una data del 30 aprile di ogni anno. Perché abbiamo messo il 30 aprile? Perché giustamente era una competenza provinciale, c'erano delle province che avevano il 30 aprile, altre il 30 marzo. Ma era corretto, però questo creava un po' di confusione, visto che adesso le andiamo a riesaminare, cerchiamo di uniformarle per tutti in modo tale che non ci siano più queste differenze. Quali sono le principali novità? C'è una tabella stoccaggi nella quale dovranno essere inserite le vasche e soprattutto a noi ci interessa le coperture, tipologia di copertura. Abbiamo visto che c'è una BAT, viene riportata in questo caso. Identificazione mezzi utilizzati per lo spandimento, perché se io vado a dichiarare che lo interro, ho due possibilità: o è un interatore in azienda o
ho un terzista che mi provvede all'interramento, quindi non ci sono altre possibilità. In tutti i casi lo vado, in questo caso il titolo di possesso, se fosse un terzista, andrò a dichiarare al terzista, scusatemi ma sto ragionando come poi ho visto qua dei colleghi dell'ARPA, ma ci sarà anche una fattura dopo del terzista che ha fatto il lavoro. Ecco, così. Ogni tanto magari ci si dimentica e dopo sorgono dei problemi. Azoto e fosforo escreti. Quanto riguarda le formulazioni delle agromeccaniche che fanno gli spandimenti, possiamo produrre la fattura entro febbraio, entro novembre, dicembre, perché il più delle volte le fatturazioni in agromeccaniche le fanno entro il 30. La diventa elettronica, la trovi nell'EC. Sì, però non applicati sugli specchi. Sì, siamo persone serie, quindi era solamente per... No, che arriviamo a 31. Sì, no, vabbè. Fortunatamente non siamo noi regioni che verranno a fare i controlli, quindi possiamo essere un po' più spassionati. Azoto e fosforo escreti. Ci sarà da determinare l'azoto e il fosforo escreti. Ecco, mi fermo solo su un caso, in caso di autoproduzione, che è quello soprattutto per il discorso dei suini, mediante campionamento dei composti alimentari provenienti, perché dovremo indicare la proteina poi che va a entrare nell'alimentazione, da silos o dal sistema di alimentazione di fosforo e proteina, o in alternativa nella documentazione di accompagnamento o utilizzando valori standard. Noi sappiamo benissimo che il mais, ci sono pubblicazioni a IOSA che mi danno quant'è la proteina, eccetera, quindi per andare a fare il calcolo. Mediante metodologia, come calcolarlo? Mediante metodologia di calcolo dell'azoto e del fosforo riportati nell'allegato D della DGR 2439, bilancio aziendale, eccetera, reso disponibile per il Veneto su apposito supporto informatico. Quindi nel supporto informatico avete già tutto per fare questo calcolo. Da quello che mi stanno dicendo, lo stanno utilizzando non lo stesso, però la regione Emilia e le ultime versioni pure la regione Lombardia, questo modello, pertanto si potranno anche andare a confrontare l'azoto escreto del polo Veneto con quello della Lombardia, sperando che non ci siano delle grosse differenze, perché se ci sono delle grosse differenze o il modello non funziona o c'è qualcosa che non va. E l'azoto escreto, la novità, dovrà stare all'interno di una determinata forcella. Quindi la vedete, suini svezzati dall'1,5 a 4 kg di azoto capo. Dalle prime simulazioni non ci dovrebbero essere problemi. Però emissioni di ammoniaca, siamo partiti dall'azoto escreto, andremo a determinarci quante sono le emissioni di ammoniaca, e anche qui devono rimanere a livello di odori, emissioni sonore, sì? Sulla slide precedente, riguardo l'ammoniaca, c'era la distinzione tra stoccaggio, ricovero e spandimento. Sì, perché nell'ammoniaca l'emissione totale la andremo a suddividere per le tre cose. Metteremo a disposizione per cosa degli indici, eventualmente. Nel caso di allevamento che vende tutto l'effluente direttamente a terzi, si considera solo il ricovero o anche lo stoccaggio? E lo stoccaggio è pari a zero se viene venduto. Cioè non spande. Sì, no. Il ricovero è legato allo stoccaggio, Sì. non al ricovero. Sì. Sì, ci rendiamo conto, per esempio, per il settore agricolo non c'è gran parte, non c'è lo spandimento. Emissioni di polveri, stima delle emissioni per l'intero processo, e la BAT è 23. Questo cosa vuol dire? Partiamo dal discorso di prima, quando ci si doveva fare la checklist.
Nella prima, quando vi arriverà, i colleghi della provincia vi diranno: signori, lei deve fare la revisione, si dovrà anche andare a fare un bilancio dell'azoto e delle emissioni. Il primo. Questo perché? Perché voi andrete a fare, com'è la vostra azienda adesso, potrebbero già rimanere a livello di quei parametri, benissimo, si possono sforare quei parametri, avete 2 anni di tempo per rientrare. Quindi la BAT 23 unita a una checklist sarebbe da fare abbastanza velocemente in tutti gli allevamenti soggetti a BAT. Si ha già uno screening dell'allevamento e si va a vedere la situazione. Se c'è qualcosa da intervenire abbiamo del tempo davanti. Sono rimasti gli indicatori di performance, questi praticamente ogni anno dovrebbero essere similari. Se io vado a vedere il report dei primi anni rispetto agli attuali, mi accorgo che diciamo, è migliorato di molto il report perché si stanno assestando. E da ultimo un modello di autovalutazione aziendale. Allora, gli uffici regionali in un momento così che non c'era il nostro direttore perché è in missione a Roma, si sono divertiti a fare un modellino. Non l'ha ancora visto, però eccolo qua. Allora, questo modellino qui, avevamo una giornata appunto dove eravamo liberi e abbiamo detto: cosa facciamo? Facciamo questo modellino qui. Allora, qui praticamente abbiamo messo tutte le BAT, ok, e abbiamo detto potrebbe essere un modello di simulazione per un'azienda, perché magari un'azienda non vuole anche lei a divertirsi, eccetera. Allora, andiamo a vedere la BAT 5, però è tutto uguale. Qui, per un uso efficiente dell'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione, quindi combinazione almeno 2, una combinazione di 2. Queste sono tutte le tecniche. Allora, vedete che sotto manca. Supponiamo, mettiamo questa, facciamo una bella X. Cosa mi succede? Niente. Becco anche la seconda. Ok. Abbiamo fatto anche la cosuccia, vedete, tutti i campi sono bloccati perché già che c'eravamo ci siamo divertiti. Qui sotto ci sono delle valutazioni del gestore dove si può scrivere. E praticamente uno potrebbe passare in rassegna tutte le sue BAT, va in azienda, fa questa checklist, si fa un promemoria di tutto, alla fine arriva e ha la situazione sotto mano di tutto il suo allevamento. Non so se lo metteremo adesso nel portale di AVE o ce lo teniamo così come gioco interno per noi, però scusami, devo principio con la BAT 16. BAT 16, ho capito, tu sei uno che non si fida, ci applichiamo la BAT 16. Allora, per ridurre l'ammoniaca proveniente poi da stoccaggio, una combinazione. Ridurre la velocità del vento, copertura flessibile, guarda che sistema, una copertura galleggiante, ok, sempre 2, e dopo tu vai nella nota Vuol dire che una combinazione vuol dire che io devo scegliere per ogni capitolo una. No, è molto importante questo perché poi ognuno legge il No, che vuole. io intendo, cioè non mi faccio una piastrella e una pallina. Quindi io Perché piastrella e una pallina, combinazione di quelli che sono i capitoli. esatto. Non all'interno di ogni capitolo scegliere almeno una. Ridurre il rapporto dell'aria penso che sia improbabile. Ok? Faccio una copertura galleggiante e dopo mi ministro del scuola credo. Quindi è chiaro che è così. Sì, almeno. Spero che qualcun altro lo sa. No, su queste cose. Ecco, questo era una cosuccia tanto come che potrebbe essere funzionale per andare a fare una checklist iniziale. E dove lo troviamo questo?
Adesso valutiamo se vedono nel portale chiave. Sì. Inviterei tutti quanti, siccome è chiaro che queste cose poi stimolano molte, magari annotatevi le cose, in coda è previsto proprio che ci siano gli interventi per esprimere dubbi, richieste, eccetera. Così possiamo chiudere. Grazie. Allora, procediamo. Grazie e diamo la parola a Roberto Arcaro dell'Ufficio Ambiente e Ecologia della provincia di Padova che ovviamente parlerà del ruolo delle province, che è un altro soggetto interessato e coinvolto direttamente in questa partita. Grazie. Grazie, allora io sono dipendente dell'amministrazione provinciale che mi occupo di AIA in generale e in particolare di AIA degli allevamenti. Abbiamo circa 62 allevamenti in autorizzazione integrata ambientale in provincia di Padova, perché nel tempo aumentano. Per fortuna è uno dei settori dell'agricoltura dove le AIA sono in continua evoluzione, anche perché ci sono contributi della comunità europea che passano attraverso la regione, quindi c'è una notevole evoluzione, diciamo, l'ambiente secondo noi più in evoluzione, anche se stranamente diciamo molti si lamentano, in realtà diciamo che è un settore che dà molto lavoro alla provincia in questo senso. Io volevo partire da questo documento, cioè dall'Europa, che è quella che in questo momento sta condizionando moltissimi dei nostri aspetti e dimostro il sito che chiunque può controllare, European PPC Bureau, che è il sito dove vengono pubblicate tutte le migliori tecniche a disposizione, sia quelle provvisorie che vengono chiamate BREF, che è l'acronimo di Best Reference, sia le BAT Conclusion, che sono la conclusione finale, è un'evoluzione della normativa europea perché nel primo tempo le BREF erano considerate documenti ufficiali e a quelli applicativi, poi si è accorto che siccome ogni Stato emanava delle linee guida nazionali che avevano una tendenza ad alleggerire il peso di questi, quindi si dà verso un comportamento divergente tra i vari stati con comportamenti molto diversi. A un certo punto la Comunità Europea con la direttiva 75 del 2010 ha deciso di tagliare netto su questa cosa e ha iniziato a pubblicare le BAT Conclusion, rendere obbligatorio su tutto il territorio europeo queste norme. Se noi entriamo all'interno di Reference Document, troviamo l'elenco di tutte le attività che sono sottoposte a traduzione. Vedete che quelle in azzurro, segnate in azzurro, sono le BREF, sono quelle ancora provvisorie, che però sono tuttora valide. Sappiate che con il decreto GPU 46 del 2014 le linee guida nazionali non sono più di riferimento, sono state eliminate completamente, quindi l'unico riferimento sono soltanto le direttive europee e quindi BREF, in via provvisoria, che man mano vengono studiate, vengono aggiornate finché si arriva alle BAT Conclusion, che sono quelle segnate in azzurro. Ecco, in questo caso abbiamo riferimento agli elementi di polli e suini. E qui abbiamo il documento che troverete, che è quello che poi è stato analizzato. Naturalmente noi vediamo qui ci sono tutte le traduzioni per ogni documento che viene, basta andare in cerca. Questo per dirvi che in realtà noi stiamo analizzando soltanto questo documento, ma questo non sarebbe di per sé sufficiente perché queste sono le cosiddette BAT Conclusion verticali, e cioè quello che riguardano il singolo settore. In realtà la Comunità Europea ha emesso anche delle BAT Conclusion, delle BEF trasversali o orizzontali che riguardano tutti i settori di attività, come ad esempio il trattamento dei gas combusti, oppure anche, che potrebbe riguardare lo stoccaggio, l'emissione dello stoccaggio, oppure anche l'efficienza energetica. Questo per dirvi che non è sufficiente, lo dice chiaramente la direttiva, che
vanno applicate anche a questo. È chiaro che la direttiva europea è una direttiva che riguarda anche questi aspetti, quindi in questo momento non andiamo ad analizzare altre battle conclusion, ma ci potrebbe essere un richiamo oppure anche una sorta di impulso anche da parte dello Stato ad analizzare anche queste, perché entrano in alcuni particolari molto più pregnanti rispetto a quelli che ci sono attualmente chiamate le battle conclusion. Ecco, questo non però per spaventare nessuno, ma questo per dirvi con quale idea, con quale mentalità in Europa si lavora, insomma. E quindi se qualcuno vuole fare anche la consulenza in altri campi, questo è il nostro riferimento. Richiamo quello che ha detto il dottor Salvò, è previsto il rinnovo del riesame, è disposto nell'installazione nel suo complesso entro 4 anni e come diceva il dottor Salvò si tratta non soltanto dell'inizio del riesame, ma riguarda anche l'applicazione delle migliori tecniche a disposizione. Richiamo anche il comma numero 5 perché in realtà il riesame parte sotto l'impulso dell'autorità competente, cioè la provincia o anche la regione, vedremo, perché in realtà anche la regione è interessata a questi tipi di autorizzazioni e di norma quindi sarà la provincia che scriverà alle singole aziende chiedendo di presentare la documentazione prevista. Questo non toglie che se per qualunque tipo una dimenticanza oppure perché le autorità competenti non ce la fanno ad analizzare tutti gli impianti, le ditte siano comunque tenute, lo dice il comma 5, nel caso in cui il comma 3, lettera B, la domanda di esame è comunque presentata dalle aziende, quindi nessuno deve stare tranquillo perché la provincia non li chiama o può non scrivere. Il compito dell'azienda è comunque quello di iniziare la procedura per arrivare ad ottenere l'AIA ed applicare le nuove tecniche a disposizione prima del 21 febbraio del 2021. Nel caso che si iniziasse la procedura e non fosse lasciata l'autorizzazione nella nuova formulazione, comunque il gestore può continuare l'attività sulla base dell'autorizzazione di suo possesso. Naturalmente dal 21 febbraio del 2021 le BAT vanno comunque applicate anche se l'autorizzazione quella nuova legata al riesame non è stata rilasciata. Dicevo che la legge regionale 4 dispone quali sono le competenze, la regione ha una propria competenza, nel caso di attività, qui parliamo in generale di AI, ma nel caso di allevamenti localizzati nei territori di 2 o più province o delle città metropolitane o che presentano degli impatti interprovinciali. In provincia di Padova ne abbiamo 2 di questi casi attualmente. Competenze delle province e città metropolitane di Venezia sono competenti per le procedure di via di verifica di solidità con riferimento alle procedure progettuali dell'allegato A e per le AIA l'allegato B li troviamo tutti quanti, tra cui anche tutti gli allevamenti. Rinnovo di autorizzazioni o concessioni, sempre l'articolo 13 della legge regionale dice che nel caso di rinnovo dell'autorizzazione di concessioni relative all'esercizio dell'attività deve essere effettuata la procedura di verifica di assoggettabilità. Però c'è una deroga e l'esposizione non si apre con l'attività soggetta ad AIA, quindi in questo caso siamo fortunati, non occorre in questo caso far precedere da una verifica di assoggettabilità, mentre altri tipi di impianti autorizzati al senso 208 oppure chi anche in adesione all'adozione a carattere generale potrà avere questo problema in sede di rinnovo. Quindi anche chi è in adesione all'adozione a carattere generale per allevamenti sotto le soglie AIA. Richiamo la parte seconda, quella relativa alla parte via, progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome. L'agricoltura rientra in questo campo perché
alla lettera C sono gli impianti per l'allevamento intensivo di animali in cui il numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal rapporto, che sarebbe 40 quintali di peso vivo per ettaro funzionalmente asservito. Però col decreto ministeriale 52 del 2015 la soglia è stata dimezzata, perché gli allevamenti sono tra le attività ricomprese in quelle che occorre osservare una particolare attenzione nel caso di superamento delle soglie di qualità dell'aria, in modo particolare per le polveri. Siccome noi non ci riusciamo attualmente a rispettare questa soglia, dobbiamo applicare questa ulteriore riduzione, quindi 20 quintali di peso vivo elevato per ettaro. Perché dico questo? Perché ci potrebbe essere, all'interno delle AIA non abbiamo questo problema, perché abbiamo visto che nel riesame non si è soggetti alle verifiche di assoggettabilità, però sotto la soglia AIA, quindi anche per le AIA, cosiddette AIET o autorizzazioni integrate ambientali che riguardano anche gli allevamenti, oppure anche sotto la soglia delle autorizzazioni a carattere generale, quindi al di sotto dei 1000 capi suini, oppure come vedete fino alla soglia sotto, che sono quelle di esclusione, comunque esiste il problema che se qualcuno mi presenta una domanda che non sarà in provincia, perché non avremo a che fare con questo tipo di istituzione, ma per esempio potrebbe fare una domanda di concessione edilizia per la realizzazione dell'allevamento. Comunque questi impianti potrebbero essere soggetti a verifiche di assoggettabilità in provincia se non rispettano questo rapporto. E quali sono le conseguenze dell'articolo 29? I progetti o gli interventi di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale o peschiero sono annullabili. Non soltanto, ma c'è l'articolo 29 modificato ultimamente dalla decreto legislativo 104, salvo il fatto che utilizza il squadrato, chiunque realizza un progetto o parte di esso senza la previa via o la verifica di solidarietà è punito con una sanzione amministrativa da 35.000 a 100.000 euro. Quindi attenzione anche a voi professionisti o agli allevatori, ma anche attenzione agli enti pubblici, perché se io do una concessione edilizia senza aver fatto, e c'è la necessità di fare una via o una verifica di assoggettabilità in particolare, io corro il rischio poi di aver autorizzato, costruito un impianto e se poi mi accorgo, qualcuno si accorge che questo è stato fatto in violazione di questa norma, si corre il rischio di essere chiamato in causa perché l'allevatore magari è stato punito con 100.000 euro di sanzione amministrativa. E per gli allevamenti esistenti? Gli allevamenti esistenti è chiaro che se mi fanno una modifica sostanziale, Senza modifica. gli allevamenti esistenti non hanno bisogno perché sono esistenti, la verifica va fatta soltanto in sede, ammettiamo, cioè se non fate delle modifiche che non comportano niente, non c'è bisogno naturalmente di nulla. Un allevamento AIA, un altro allevamento AIA, si fondono perché No, ma comunque diciamo che se io entro per la prima volta, perché fondo nel caso di due allevamenti che hanno sotto soglia e dentro all'interno della soglia AIA, mi devo porre il problema in questo caso di fare la verifica della solidarietà o la via a seconda del numero di capi, perché attualmente vado a sommare. Mi devo porre il problema di un allevamento esistente che per esempio mi modifica e mi va a aumentare il numero di capi, che entra per esempio in autorizzazione a carattere generale sotto soglia AIA. In questo caso dovrei fare una verifica. Se invece se passo da sotto soglia AIA a sopra soglia AIA, devo fare comunque un'autorizzazione, una verifica di assoggettabilità o una via. Se vado a fare invece un riesame o una modifica, cioè un riesame di un'AIA, invece non ho bisogno perché c'è l'esclusione dell'articolo 13. Ma se non c'è nessuna modifica, sono due allevamenti in AIA, non c'è nessuna modifica, da due ne faccio uno, devo fare la verifica di assoggettabilità alla via, secondo lei? Sì, magari diceva il collega, come aveva detto Alla fine il direttore, facciamo alla fine questa domanda. Ecco, questa è una specie di schema di flusso del procedimento di riesame, così come lo facciamo noi in provincia di Padova. Ecco, c'è un avvio del procedimento che viene diciamo, di impulso della provincia di Padova, dopodiché entro 15 giorni, perché c'è la legge che dobbiamo fare la pubblicazione sul sito internet che è partita la procedura. Noi chiediamo 60 giorni di tempo per la presentazione della documentazione, quindi arriviamo
alla domanda di riesame, dopodiché sulla domanda possono essere fatte delle osservazioni sia dall'autorità competente sia eventualmente da chi ha visto la pubblicazione. Inizia l'istruttoria. Dall'istruttoria c'è una possibilità di richieste di integrazioni, aggiornamento dell'istruttoria. Passiamo poi quindi, una volta che l'istruttoria è aggiornata, alla conferenza di servizi con la richiesta eventualmente di integrazioni, completamento dell'istruttoria e quindi rilascio dell'AIA. Ci sono 150 giorni più il tempo per le integrazioni per il rilascio per fare il riesame. Domanda di riesame, correzione. Quali sono i documenti che chiediamo? La domanda, la dichiarazione che non sono tenute modifiche, e se ci sono delle modifiche occorre fare una domanda molto più completa, perché occorre aggiornare tutti quanti le schede, gli allegati. Il confronto con le biblioteche di disposizione, a cui deve essere legato il sistema di gestione ambientale, perché uno dei documenti che comunque è previsto dalle PAT, il piano di monitoraggio e controllo, il calcolo e il pagamento delle tariffe istruttorie e la relazione di riferimento, che è una novità introdotta con il decreto legislativo 46 del 2014. Vediamo i singoli documenti. Questa è la domanda che utilizziamo, quella della Regione Veneto, classica. Questo è il confronto con le migliori tecniche a disposizione. Come vedete, essenzialmente è un elenco delle attività, così come la riporta la Comunità Europea, e sotto qui noi chiediamo che sotto qui venga scritto che è stato allegato il sistema di gestione ambientale, che non è un sistema certificato, cioè non occorre che sia EMAS o ISO, e basta semplicemente che che contenga tutti quegli 11 elementi di cui vi ha mostrato il dottor Salvon. Vedete qui l'esempio, è simile a quello che è stato mostrato. Essenzialmente sulla colonna di sinistra viene riportata il contenuto della direttiva, sulla destra invece la ditta dovrà scrivere se viene applicata, non applicata e il motivo per cui non è applicata, e eventualmente il tempo per l'adeguamento, sempre perché non deve essere successivo al 21 febbraio del 2021, oppure che non sia pertinente, perché naturalmente le parti concluse sono applicate generale. Questo è un sistema di gestione ambientale che noi come provincia abbiamo scelto di fare in questa maniera. Noi abbiamo fatto un unico sistema di gestione ambientale per tutti gli allevamenti. È generale, è piuttosto complesso, però l'abbiamo voluto fare così, in modo che gli allevatori non si trovano il problema di dover gestire questa cosa. Essenzialmente loro dovranno introdurre il nome del gestore, l'indirizzo, la specie dell'allevato, la capacità, la data e la firma. Uguale per tutti. Riporto soltanto uno degli aspetti fondamentali, che è il punto numero 12, che è quello che riguarda il piano di gestione degli odori, la BAT, che comprende la BAT numero 12. Naturalmente il riferimento è, come dice la normativa europea, riguarda essenzialmente l'applicazione nell'eventuale necessità che ci siano degli inconvenienti segnalati, e naturalmente devono passare attraverso l'autorità di controllo, che potrebbe essere il comune oppure la provincia o l'ARPAD. In questo caso, se ci fosse necessità, il sistema per monitorare gli odori è quello previsto, l'UNIEN 13725, quello mediante il panel test. Il sistema di gestione ambientale contiene sempre il punto numero 12, come abbiamo sviluppato noi. Questo è il calcolo e pagamento delle tariffe istruttorie. Questo il calcolo è un sistema abbastanza complesso. Attualmente noi stiamo applicando la delibera di giunta regionale del 2009. Vedete che ci sono vari componenti, adesso qui illustro molto velocemente. Essenzialmente non tutti i punti sono necessari, perché essenzialmente sugli allevamenti è il primo punto, cioè il C0, che è il costo per l'istruttoria, c'è la componente aria, c'è il componente deposito temporaneo di solito, il clima acustico e il componente odori. Si fa la somma di queste componenti, che sono intorno, del calcolo abbiamo fatto intorno a 1.000 euro, dopodiché si fa una riduzione del costo, e l'unica riduzione del costo è possibile che viene formata la presentazione della domanda in formato elettronico. Noi come provincia di Padova chiediamo il SURP, perché passaggio attraverso il SURP, per altre province non è così, e quindi alla fine il costo
essenzialmente si dovrebbe girare intorno ai 350 euro per presentazione della domanda, esattamente la metà, come dice anche il decreto ministeriale del 2008, di quello che è stato pagato in precedenza. Naturalmente se comunque qualcuno comincia ad avere anche uno scarico dovrà aggiungere qualche altro componente nel calcolo definitivo. La lezione di riferimento, che è l'altra grossa novità, la lezione di riferimento è un documento che viene presentato all'autorità competente, in genere nell'occasione della presentazione delle domande o di modifiche, e che ha lo scopo di creare una fotografia dell'azienda dal punto di vista dell'inquinamento del terreno e delle falde sotterranee, una fotografia dello stato zero per individuare nel tempo le responsabilità. Cioè io so che presento la mia relazione di riferimento in una certa data, so che tutto quello che ho scelto prima è colpa oppure merito, non so, della ditta che c'è stato o del gestore che c'è stato in precedenza. Ogni 5 anni dovrebbe essere rifatta questo tipo di analisi per verificare quali sono le responsabilità di eventuali inquinamenti. Non è necessario sempre effettuare una relazione di riferimento che comporta anche il sondaggio del terreno e il prelievo delle acque sotterranee. La legge prevede, con il decreto ministeriale 272, una verifica della sussistenza dell'obbligo che prevede questo tipo di percorso. Si va attraverso l'individuazione delle sostanze pericolose, secondo la classificazione della direttiva 2002 del 2008 e le eventuali successive modifiche. Si fa la somma di tutte le sostanze pericolose che ci sono in base a 4 classi. Se si superano queste soglie si passa nella fase successiva. Quali sono le proprietà chimiche, quali sono le caratteristiche geologiche del sito e quali sono le valutazioni che possono essere effettuate per verificare che ci sia la possibilità di inquinamento. Se da queste verifiche successive si riesce a desumere che non c'è la possibilità di inquinamento del suolo, non si fa la relazione di riferimento, tutto si ferma lì. Se invece c'è questa possibilità, occorre presentare una domanda entro un anno con i sondaggi dei terreni effettuati e anche i prelievi delle acque. Come vedete qui sotto c'è l'elenco delle sostanze pericolose. Negli allevamenti di solito le sostanze pericolose sono sicuramente il gasolio, perché è un H351, e quindi vedete che la soglia è molto bassa, sono 10 kg all'anno di materiale stoccato in azienda o utilizzato, e quindi vuol dire che grosso modo tutti gli allevamenti, o perché hanno lo stoccaggio per i trattori che devono fare i lavori all'interno delle stalle, oppure perché hanno un cogeneratore di emergenza, un generatore di emergenza, comunque tutti gli allevamenti sono tenuti a fare la verifica di sussistenza dell'obbligo di prestazione. Poi ci sono anche degli altri sostanze pericolose, qualche ho visto già alcune aziende autorizzate che hanno anche prodotti legati ai trattamenti sanitari, scarti per esempio di riduzione dei trattamenti sanitari. Vi dico per esperienza che questa cosa perché noi dal momento in cui sono uscite le battle conclusion, tutte le autorizzazioni che ci sono state richieste successivamente o per modifica o per nuovi impianti, noi le abbiamo già autorizzate secondo questi nuovi criteri. Noi le abbiamo già autorizzate una decina e adesso stiamo facendo il riesame di tutti gli altri che diciamo che sono eccedenti questi. Alcune attenzioni, c'è l'accordo di programma che è già stato richiamato sulla copertura in particolare, è stato già proposto per le soluzioni alternative. Noi come provincia di Padova, anche in base a quello che ci ha dato il comitato VIA, nel caso di alcune valutazioni di nuovi impianti, ci ha dato questa indicazione. Per i nuovi impianti le vasche per i liquami devono essere coperte con una struttura galleggiante, non è sufficiente il crostone naturale. Quindi chi fa nuovi impianti o fa modifiche sostanziali che implicano anche la realizzazione di nuove vasche è soggetto a questo obbligo. Chi ha un impianto esistente sotto soglia e che entra in AIA per la prima volta deve adeguare le vasche, dovranno essere per forza coperte con strutture almeno con strutture galleggianti, coperture flessibili galleggianti. Non sono sufficienti i costoni naturali
altri tipi di soluzioni che vedete al punto numero 3. Allevamenti di suini, quello che vi è stato detto è che avete già visto che essenzialmente non tutti i sistemi di allevamenti presenti sono considerati misure tecniche di spullizione, quindi occorre pensare entro il febbraio del 2021 a modificare i sistemi di allevamenti, perché noi non autorizzeremo impianti di questo genere. Quindi se qualcuno ha una fossa profonda e che non ha anche una combinazione di tecniche gestionali ambientali che non sono quelle che ha già dichiarato e tutti presenti, sono delle altre tecniche aggiuntive, noi non potremo utilizzare quegli impianti. Non potremo utilizzare nemmeno impianti dove c'è la rimozione frequente delle palme mediante il circolo. È il caso, ad esempio, di chi ha quei sistemi di raccolta dei liquami in vasche, che magari anche ossigena, e che poi effettua alcune volte al giorno il rimontaggio nelle aree dove i suini defecano. E questo perché dice che se la frazione liquida di liquame è usata per il riciclo, questa tecnica può non essere applicabile alle aziende agricole ubicate in prossimità di ricettori sensibili a causa di picchi di odore durante il riciclo. E la sensibilità è data dal fatto che se ci sono segnalazioni vuol dire che l'impianto è troppo vicino, e quindi questa tecnica non è considerata migliore tecnica di spullizione, e quindi non potremo utilizzare queste cose. Ecco, faccio presente una cosa. Chi presenta il riesame una domanda adesso potrebbe trovarsi nella necessità di effettuare un progetto di adeguamento che preveda per esempio anche la modifica del sistema di gestione e quindi il cambiamento dell'attuale sistema di gestione. Ecco, se qualcuno non mi presenta un progetto di adeguamento, io non posso autorizzare questa ditta alla prosecuzione dell'attività fino al 21 febbraio. Che sia chiaro, quindi se uno mi presenta un progetto di adeguamento il 21 e poi il 21 dice non sono riuscito a realizzarlo, io blocco l'impianto, io questa cosa la posso accettare, ma se qualcuno mi presenta un progetto di adeguamento io non posso far proseguire l'attività. Piano di tutela delle acque, c'è un'altra cosa che noi chiediamo in sede di riesame. Articolo 39, le acque meteoriche, il comma numero 3, lettera E. Superfici esposte all'azione della pioggia destinate al carico o alla distribuzione di carburanti, anche senza vendere gli stessi, e ad operazioni connesse complementari che comportino larghi o rischio di diluvamento di oli destruttivi. Questo vuol dire che non è sufficiente, come attualmente capita, di coprire gli stoccaggi del gasolio. Devono essere sottratte al dilavamento anche le aree dove si ferma il camion per fare il carico del serbatoio e dove si effettua il carico dei mezzi come il trattore, ad esempio, perché ci potrebbe essere anche in quel caso una perdita. Quindi o si copre tutta l'area per coprire anche questa zona, oppure se no bisogna che queste aree soggette di dilavamento vengano autorizzate allo scarico e vanno inserite nell'AIA. Oppure in alternativa uno fa una raccolta del percolato, del colaticcio del dilavamento, e lo smaltisce, fa un accumulo in una vasca a tenuta e lo smaltisce come rifiuto. Attenzione, perché siccome questo non è solo un problema del PTA, siccome quando si fa la relazione di riferimento che dicevo prima si autodichiara che non ci sono possibilità di inquinamenti del terreno, è chiaro che questa norma è collegata anche a questo tipo di attenzione. Uno mi deve dichiarare che anche quest'area è sottratta al dilavamento. Ultima cosa, vi faccio vedere purtroppo non si vede molto perché purtroppo non si vede. Questo è un documento del 2010, è un'anticipazione del Master Conclusion. La provincia di Padova ha un osservatorio permanente per gli agricoli a cui partecipano
la provincia, le associazioni Lava in particolare, tutti i suicidanti della zona dell'area della Bassa Padovana e anche il settore veterinario dell'ULSS, all'epoca era l'ULSS 17. Quindi hanno prodotto un protocollo che riguarda la gestione solamente delle lettiere. Noi lo diamo anche a tutti coloro che hanno dei problemi, che siano in AIA, che in attenzione generale o che non siano in attenzione generale, glielo diamo perché secondo noi dà delle informazioni che sono molto importanti da questo punto di vista, ma che riguardano un po' tutte quante il sistema e quindi danno anche dei valori entro i quali bisogna rispettare il limite per l'ammoniaca all'interno, la progettazione di umidità e così via. Lo dico perché è un po' un orgoglio principale, perché nell'osservatorio, con l'osservatorio ad esempio nell'area attorno alla zona di Este e Bassa Padovana, le condizioni sono radicalmente migliorate. Ad esempio, questo vedete del 2010, ma nell'anno 2000 l'osservatorio per esempio ha imposto in quell'area che tutti gli accasamenti dei tacchini avvengono in un unico periodo nell'arco di 15 giorni. E quindi per questo, per evitare il passaggio dei accasamenti. Io ho finito. Direi che non è minaccioso, Bene. Grazie molte, dottor Gottardo, dottor Caro, scusate. Adesso chiamiamo Damiana Gottardo, che invece apre un po' il discorso relativamente alle soluzioni tecniche, alle possibilità che attualmente possiamo avere di intervenire sugli aspetti gestionali delle aziende. Prego. Allora, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Dopo tante presentazioni tecniche molto legate alla legislazione e agli adempimenti, diciamo... Scusa Flaviano, faccio solo una comunicazione di servizio. Avete tutti un modulo di valutazione della giornata. Vi prego di perdere 2 minuti per compilarlo, perché è importante sia per noi che per la Regione avere un riscontro ovviamente della giornata di oggi. Grazie. Nessun problema. Dopo appunto tanti interventi che hanno parlato anche di adempimenti, diciamo, formali relativamente alle emissioni, io tornerei un po' più sul campo, sulla strada. Credo che su questa tematica dobbiamo fare una serie di riflessioni, soprattutto perché magari nell'ambito dell'allevamento dei suini degli avicoli, con il discorso delle autorizzazioni integrate, c'è, diciamo, già più attenzione e più interesse per questa problematica, mentre in altri settori zootecnici, diciamo, questo aspetto è nettamente sottovalutato. Intanto, e quindi secondo me una prima azione che bisogna fare è anche quella di sensibilizzazione degli allevatori nei confronti di questa problematica. E sensibilizzazione che vuol dire, diciamo, allerta, intanto cominciare a riflettere su questo tema e capire quali sono le strategie da adottare eventualmente per dare una risposta che sia, diciamo, misurabile dal punto di vista tecnico. Allora, perché, diciamo, sono importanti le emissioni? Un po' l'abbiamo detto stamattina, qualcuno che è più addentro alla tematica lo sa, sono alla base, diciamo, dei cambiamenti climatici. Vi ho messo anche il logo del protocollo di Kyoto, che è di fatto uno dei punti cardine della discussione su questo tema, e sono alla base dell'inquinamento atmosferico. E forse senza forse, sicuramente come regione, come area del bacino padano, noi siamo chiamati in causa maggiormente, diciamo, sulla tematica delle emissioni, proprio per il problema dell'inquinamento. E una cosa che mi capita sempre quando comincio a parlare di questo tema con gli allevatori è: ma con tutti i problemi che abbiamo, anche quello delle emissioni ci portate in discussione. Ma cosa c'entriamo noi con i problemi ambientali? Purtroppo ci sono un po' è già stato accennato, ci sono delle connessioni tra inquinamento dell'aria e attività zootecnica. Ho messo provocatoriamente anche delle foto di bovini, perché proprio il settore bovino è anche uno di quelli, diciamo, candidati ad essere messo sotto osservazione, soprattutto anche per la produzione di metano.
Allora, quali sono diciamo, le cose, i problemi che ci riguardano? Cioè, quali sono i gas di origine zootecnica che hanno effetti sull'ambiente e sul clima? Beh, in primo luogo l'ammoniaca, cioè noi abbiamo un problema di gestione dell'azoto, sia quello che va al campo sia quello che va in aria. Allora, l'ammoniaca perché è pericolosa dal punto di vista ambientale? Non è pericolosa per sé, ma perché è uno dei precursori del particolato, le famose PM10, oltre ad avere effetti diciamo, sull'acidificazione dei suoli, sull'eutrofizzazione delle acque. In più l'ammoniaca è anche un precursore, e questo è l'effetto climatico, del protossido d'azoto. Il protossido d'azoto si produce in quantità modesta, diciamo, ma ha un potere climalterante molto rilevante, perché vedete, se noi prendiamo come unità di misura l'anidride carbonica, di fatto il protossido d'azoto ha 270 volte più potere, diciamo, di condizionare l'effetto climatico. Quindi poco, ma con grande effetto. E poi l'altro gas climalterante che riguarda soprattutto i bovini, perché è il prodotto delle fermentazioni enteriche, è il metano, che vedete che è 23 volte più potente della CO2, dell'anidride carbonica, nel produrre effetti climatici di alterazione del clima. E i ruminanti, come sapete, hanno il rumine. Il rumine è un fermentatore e uno dei prodotti della fermentazione è anche il metano, quindi logicamente capite che c'è quindi anche questa problematica aggiuntiva rispetto, diciamo, ad altre categorie zootecniche. Allora, sempre per cercare di dare di trasferire un messaggio all'allevatore, sì, è questo, cioè quando andiamo a vedere l'inventario delle emissioni, quello che si osserva è che per i gas appunto climalteranti o che hanno effetti sull'ambiente l'agricoltura dà un contributo significativo, per esempio per il metano vedete 43% rispetto agli altri comparti. Per l'ammoniaca, cavoli, è sparito il valore, comunque è intorno al più del 90%, e per il protossido d'azoto anche in questo caso la percentuale è elevata, ma quello che mi interessa sottolineare è che nel caso del protossido d'azoto la gran parte si forma sul campo e quindi diciamo nella fase di gestione delle deiezioni. Allora, perché le emissioni di ammoniaca ci preoccupano di più? Ci preoccupano tantissimo, soprattutto in questa area, perché c'è una connessione appunto con la produzione di polveri sottili e questo ha un impatto sulla salute pubblica. C'è un elevato livello di antropizzazione nella nostra area e quindi c'è anche un problema di interazione tra attività zootecnica e attività e insediamenti urbani, e poi c'è anche un rischio di inquinamento delle acque. Questa è l'immagine che voi vi dovete tenere a mente, cioè praticamente questa è l'immagine della pianura padana fotografata dal satellite che vi fa vedere che c'è questa cappa e questo è l'inquinamento atmosferico che deriva, nel quale sono comprese anche le famose PM10. Qual è il problema? Abbiamo molte attività industriali, abbiamo molta attività zootecnica e abbiamo un clima che non ci aiuta, perché le Alpi da un lato ci proteggono dalle correnti d'aria fredda, ma dall'altro però creano anche un sistema chiuso per cui tutti i gas si concentrano e non vengono in qualche modo rimossi. Ecco perché abbiamo anche un problema di PM10 molto elevato e per molte giornate dell'anno. Questa, vedete, è una mappa dell'Europa con l'indicazione delle zone più a rischio in termini di PM10 e vedete che la pianura padana, che è cerchiata a un cerchietto blu, spesso si trova nella condizione di avere concentrazioni di PM10 che superano i 40 ppm, microgrammi per metro cubo, e questi inquinanti sono considerati fattori cancerogeni di classe 1, quindi tra i cancerogeni più pericolosi. Quindi l'allevatore deve farsi due tipi di domande, una di tipo imprenditoriale e una da cittadino, cioè lavorare sulla prevenzione della formazione delle polveri sottili serve anche alla salute di chi lavora negli allevamenti. Ovviamente
Ovviamente questa situazione di allarme, questa area rossa nella pianura padana ha determinato, diciamo, una serie di provvedimenti legislativi che prima vi sono stati ben descritti sia dei relatori precedenti, sui quali non mi soffermo, ma la conseguenza più grave per l'allevatore di una prolungata situazione di elevati livelli di PM10 è che praticamente ci sono delle limitazioni ulteriori allo spandimento dei liquami zootecnici, e questo in particolare in determinate aree è un grosso problema gestionale. Altra cosa che volevo sottolineare è che io sto parlando, diciamo, dell'ammoniaca nell'aria dal punto di vista, diciamo, ambientale, però non dobbiamo sottovalutare anche l'effetto sulla salute degli animali, l'effetto, chiamiamolo, zootecnico, cioè un animale che viene allevato in un ambiente dove i livelli di ammoniaca sono alti, certo di sicuro bene non sta. Lo percepiamo noi quando entriamo in un ambiente che ha cioè c'è molta ammoniaca, la prima cosa che ci capita è che abbiamo, diciamo, la gola irritata, perdiamo la voce, eccetera. Ha un effetto sulle vie respiratorie, quindi sui problemi respiratori, quindi certamente questo non è un segno di salute e di benessere. Questo è un grafico che ho fatto qualche tempo fa, ma mi serve solo per darvi un'idea, uno spunto di discussione. Vedete, è una misurazione del livello di ammoniaca in ppm in diversi allevamenti di bovini da carne. Vedete che c'è un'estrema variabilità, e questa estrema variabilità è collegata fondamentalmente alle modalità di gestione della stalla. Per cui arriviamo a situazioni in cui il livello di ammoniaca, qua stiamo parlando di bovini, ma la stessa cosa si potrebbe fare anche sulle altre categorie di animali di interesse zootecnico. Vedete, ci sono delle situazioni dove arriviamo a 15-20 ppm, quando, diciamo, il valore considerato come soglia massima è 20 ppm, cioè noi dovremmo stare, perché l'animale sia in buona salute, dovremmo stare intorno ai 5 ppm. Questa è l'indicazione, 5-6 ppm. Quando andiamo sopra qualche problemino c'è. Ovviamente i problemi si accentuano anche in funzione dei giorni di esposizione, perché se è un picco che misura una volta nella vita dell'animale, vabbè, pazienza, è capitato, è un giorno. Ma se poi questa, diciamo, esposizione è anche continua, questo ha delle ripercussioni poi sulla salute dell'animale. Per capire, diciamo, quali possono essere delle strategie di intervento per quanto riguarda le emissioni, è importante avere un'idea di quali sono i punti di emissione in allevamento. E sono diversi, perché conoscendo, avendo ben chiara la filiera, diciamo, di produzione, possiamo capire gli interventi da attuare. Beh, innanzitutto, se parliamo di bovini, ma anche di monogastrici, abbiamo l'emissione di metano enterico. Ovviamente nei bovini è più accentuata questa produzione. Poi vedete che abbiamo due frecce distinte, una che riguarda, diciamo, l'azoto e una che riguarda il carbonio, e vedete che appunto abbiamo emissioni di ammoniaca a livello di recovery, a livello di stoccaggio e al momento della distribuzione. Al campo cosa abbiamo? Abbiamo sia produzione di ammoniaca, ma soprattutto abbiamo, se la distribuzione del liquame non è correttamente attuata e le condizioni meteorologiche non sono favorevoli, abbiamo anche la produzione di quel benedetto protossido di azoto che abbiamo visto essere pericolosissimo in termini di alterazione del clima. Metano. Produzione di metano c'è anche per le fermentazioni che si verificano nelle lettiere o nei liquami e negli stoccaggi, e poi anche produzione al campo. Dobbiamo anche poi ricordarci un'altra cosa, che nulla si crea e nulla si distrugge, non l'ho detto io ma l'ha detto qualche fisico più importante. L'azoto è l'elemento, diciamo, da tenere sempre in attenta considerazione, perché quello che non va in aria va al campo, e quindi il problema della gestione dell'azoto va visto, diciamo, in modo globale, sia considerando direttiva nitrati sia il problema delle emissioni. Non mi dilungo sugli PPC, perché sulle norme, diciamo, ambientali, perché sono già state descritte da chi mi ha preceduto nelle relazioni appunto precedenti. Quello su cui io mi vorrei soffermare, che potrebbe anche essere un punto di discussione per le associazioni di allevatori o per i gruppi, diciamo, di gestione di allevatori, è trovare degli strumenti che ci permettono di agire in prevenzione.
Secondo me molte delle BAT sono, diciamo, le possiamo assimilare a un coperchio che mettiamo sopra una pentola, no? Quindi si interviene quando il prodotto c'è già, quando abbiamo già un'estrazione, abbiamo già, diciamo, un problema di gestione del liquame, del letame. In realtà noi quello che dovremmo fare o pensare è se possiamo adottare questo slogan, cioè per ridurre le emissioni dobbiamo ridurre le escrezioni, cioè trovare qualche strategia per gestire un monte liquami o letame inferiore. Ci abbiamo un po' pensato, è stato anche oggetto di discussioni in vari gruppi di lavoro, quindi noi dobbiamo soprattutto ragionare su quelle che sono le azioni che possiamo attuare a monte, cioè prima di avere, diciamo, il problema emissivo, piuttosto che su quelle a valle. E i margini di azione ci sono. Allora, come vedete in questa diapositiva, quello che io vorrei sottolineare è che il ruolo, cioè per in qualche modo dare una risposta di mitigazione al problema delle emissioni, dobbiamo lavorare molto sull'efficienza produttiva e sull'efficienza alimentare. Quando parlo di efficienza produttiva, vedete, ho elencato una serie di interventi che noi possiamo fare. Possiamo lavorare sulla selezione genetica, sul numero, se parliamo di vacche da latte, per esempio, sul numero medio di lattazioni, sull'età al primo parto, sulla durata del ciclo di ingrasso, sulla mortalità, sull'accrescimento. Sono tutti indicatori di tipo zootecnico che un allevatore può capire molto bene perché sono anche quelli che determinano la redditività della sua azienda. Sull'efficienza alimentare parliamo di livello proteico della razione, molte cose sono già state elencate negli interventi precedenti, la differenziazione per fasi delle diete e poi ovviamente dobbiamo associare a questo un controllo analitico delle diete, perché noi dobbiamo sapere esattamente quello che va alla bocca dell'animale per capire se stiamo lavorando in efficienza. Allora ho messo una slide perché io non mi occupo normalmente di genetica animale, ma mi occupo di tecniche di allevamento, però insomma, la collaborazione con i colleghi genetisti mi ha suggerito anche di indicare questa strada, cioè il piano per esempio di sviluppo, il piano di sviluppo nazionale, PSR nazionale, prevede tutta un'attività di ricerca sulla selezione genetica dei tori che sono, diciamo, più performanti in termini ambientali. I colleghi appunto genetisti dicono che con programmi di selezione classici, quindi senza utilizzare la genomica, si potrebbero, diciamo, ridurre non le emissioni, ma le emissioni di metano del 26% in 10 anni. Quindi questo cosa ci dice? Ci dice che nel prossimo futuro dovremo fare anche una scelta dei tori, dei riproduttori, non solo per i caratteri classici che sono la produzione di latte, il grasso, la proteina, le caratteristiche caseali del latte, ma anche i tori, diciamo, che sono più performanti in termini di efficienza e di riduzione delle emissioni. Altro punto in cui si potrebbe intervenire, questi sono dati di campo, sono dati che emergono dai controlli funzionali, quindi controlli che vengono fatti regolarmente nelle stalle di vacche da latte ogni 40 giorni, ma chi non ha i controlli funzionali può avere robot di mungitura, può avere altre tecnologie che gli permettono di monitorare l'efficienza produttiva e vedete che praticamente quello che succede è che noi abbiamo un turnover molto rapido delle bovine da latte. Turnover rapido cosa vuol dire? Vuol dire che se io cambio le mie vacche più frequentemente devo avere una rimonta più consistente. Se devo avere una rimonta più consistente significa animali che non producono latte ma allo stesso tempo producono liquame, letame e anche emissioni. Quindi lavorare sull'efficienza, sul prolungo, sulla longevità, che è un obiettivo anche zootecnico e di benessere animale, è anche l'obiettivo per la riduzione delle emissioni. Così pure, ecco, vedete, ho riportato anche dei dati con delle stime di quella che potrebbe essere l'impatto sulla riduzione delle emissioni, cioè aumentare di una lattazione capo, che è un obiettivo ambizioso, la durata di vita della bovina può portarci a una riduzione delle emissioni stimata del 13%.
Quindi si tratta non di fare il salto, cioè ovviamente è un processo lento ma continuo. Se tanti allevatori lavorano nella stessa direzione, ovviamente si raggiunge più facilmente quell'obiettivo del 2000, scusami Roberto, del 16% per quando? Del 2029. Cioè voi non dovete guardare il singolo intervento, la regione, l'Italia deve dimostrare che ha fatto significativi interventi come settore che hanno portato a una riduzione globale del 16%. Quindi ognuno a casa sua, piccolo o grande che sia, è chiamato a fare un piccolo intervento per dare un contributo e arrivare a raggiungere quell'obiettivo del 16%. Questo è quello che dobbiamo fare. Altrimenti il rischio qual è? È che si va sempre di più sulle strutture, sugli investimenti e sul, diciamo, quello che costa. Questo invece non costa, sarebbe anche un vantaggio, diciamo, in termini economici. L'interparto, per esempio. Avere un interparto lungo vuol dire che noi siamo poco efficienti, che la fase produttiva della nostra bovina si prolunga tra una lavorazione e l'altra, quindi ridurre l'interparto cosa vuol dire? Vuol dire lavorare sulle fertilità, perché probabilmente l'interparto si allunga quando la bovina non resta gravida. E allora anche qua capite che è tutta un discorso di gestione, di approccio. Vedete che una diminuzione che è ambiziosa, anche questa di 44 giorni ma non impossibile, 44 giorni di interparto può portare a una diminuzione delle emissioni pari al 10% per chilo di latte prodotto. Altro aspetto, questo io lo sottolineo sempre ed è altamente sottovalutato, è tutta la gestione della parte produttiva della mandria, cioè della rimonta. Questi non sono dati, diciamo, di ieri, ma sono verosimili. Sostanzialmente cosa vedete? Vedete che in molte aziende abbiamo grossissime perdite di giovani bestiame. E la cosa è ancora più grave quando le perdite ce le abbiamo tra i 13 e i 24 mesi, quindi noi abbiamo alimentato questa vitella prima, manzetta, manza e alla fine non abbiamo una produzione. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che io ho solo un carico di letame, quindi immaginate sempre quel cumulo che abbiamo visto prima di letame, no? Vedete come tac tac, passo dopo passo comincia, diciamo, in qualche modo a diminuire. Ecco, le linee azzurre indicano quella che sarebbe la soglia, diciamo, di normalità, chiamiamola accettabile, di mortalità, di perdita di animali. Vedete che ci sono tante aziende che superano abbondantemente questo livello raccomandabile e questa è una perdita di efficienza economica e anche ambientale. Quindi abbiamo un 27% di aziende che sono, diciamo, fuori target per quanto riguarda i vitelli tra 0 e 12 mesi e un 70% su quelli con gli animali più adulti. Ma se pensiamo invece che all'allevamento della vacca da latte e all'allevamento del bovino da carne, dov'è che possiamo intervenire? Ovviamente abbiamo, diciamo, minori margini di manovra, però anche qua ci si può ragionare. Per esempio, un aspetto importante è quello di valutare le perdite per mortalità. Qualcuno mi dice, ma questi valori sono alti. Sono alti, però sono quelli che registriamo dall'anagrafe bovina, non è che sono quelli che ci inventiamo, che andiamo a chiedere all'allevatore. Quindi vedete, la media è 1,4, però abbiamo anche allevamenti che hanno punte di mortalità che arrivano al 5%. Allora, cosa vuol dire? A me interessa sapere intanto qual è il dato di mortalità totale. Ma poi un altro aspetto che mi interessa conoscere è anche quando ce l'ho questa mortalità, perché so dall'esperienza diciamo, che posso avere perdite all'inizio del ciclo di ingrasso legate, diciamo, al fatto che gli animali arrivano dalla Francia, hanno un periodo di adattamento e insomma là so che posso avere delle perdite. Ma quello che mi spaventa è quando le perdite ce le ho oltre la metà del ciclo di grasso. Cosa vuol dire? Cioè là devo capire cosa sbaglio nelle tecniche di allevamento, è un problema di struttura, è un problema di alimentazione, è un problema di gestione sanitaria dell'azienda. Certo che qua non vendo mica carne, ho anche un problema di smaltimento della carcassa. Quindi è un altro tipo di riflessione, un altro approccio, ma ragioniamo sempre in termini di efficienza.
Altra cosa importante nell'allevamento del bovino da carne è l'indice di conversione, quanto crescono questi bovini. Purtroppo quello che manca nelle aziende da carne sono le pese, abbiamo delle pesate di gruppo. Comunque, diciamo, basandoci anche su questo, vedete, questi sono 23 allevamenti, stesso tipo genetico, vedete che c'è un'oscillazione degli incrementi medi giornalieri. Allora, cosa vuol dire? Che se qualcuno arriva a 1,6, spero con una mortalità bassa, perché se arriva a 1,6 con tanti morti devo correlare le due informazioni, vuol dire che non è impossibile. Quindi quelli che hanno delle performance più basse dovrebbero in qualche modo capire o adeguarsi. Cosa significa? Avere un incremento più basso vuol dire che ho più giorni in stalla e quindi più produzione ovviamente di letame, liquame, emissione. Quindi ragiono anche in questo caso in termini di efficienza. Altra cosa sono i tenori proteici delle razioni. È importante, diciamo, lavorare con una dieta che sia finalizzata alla fase produttiva dell'animale e in questo modo soprattutto per ottimizzare l'apporto proteico. La frazione proteica è la parte che costa di più nelle diete di qualsiasi, diciamo, categoria di animali ed è quella che ci dà anche più problemi poi in termini, diciamo, di impatto ambientale. Quindi lavorare sulla precisione nel razionamento della componente proteica diventa importantissimo. Quindi monitoraggio, cioè dieta adeguata alla categoria di animali, qualità della proteina che io do all'animale, perché anche questo è un fattore di efficienza. Questo comunque vi dà un'idea della, diciamo, situazione di molte aziende e vedete che quando, diciamo, c'è la doppia, per esempio nell'allevamento di vacche da latte abbiamo la categorizzazione, la suddivisione dei gruppi, si lavora meglio perché abbiamo delle razioni che sono sempre in alta efficienza. Ci sono situazioni invece intermedie nel caso del vitellone, vedete che si lavora in molti casi in una condizione di media efficienza e l'alta, media o bassa, scusate non ve l'ho specificato, è stato stabilito sulla base di quelle che sono le indicazioni delle BREF che aveva anche citato prima il relatore. Questa è, diciamo, la proporzione di diete differenziate per fase produttiva e vedete che la dieta unica è ancora largamente diffusa. Questo ovviamente è anche condizionato dalle caratteristiche organizzative dell'allevamento. Nel caso della vacca da latte magari la dimensione dell'allevamento non permette di fare i gruppi e quindi anche crea delle difficoltà in termini di precisione della razione. Quando passiamo, vedete, da una a più razioni si stima che l'azoto escreto per capo per anno diminuisca del 3,94%. Qua avete invece una descrizione di quante analisi vengono fatte nelle aziende sugli alimenti o sulle razioni e vedete che c'è un 45%, insomma intorno al 40% di aziende che o le fa annualmente o addirittura, diciamo, anche nel bovino da carne mai. E soprattutto queste analisi sono collegate magari al servizio che fanno delle aziende o mangimistiche o di, diciamo, che vendono altre commodities e che danno come servizio aggiuntivo all'acquisto degli alimenti. E questo grafico vi rappresenta invece qual è il contenuto, i punti di proteina grezza di una razione per bovini da carne misurata, diciamo, in diversi giorni. Allora la linea grigia, diciamo, indica lo 0, indica quello che sarebbe, diciamo, il valore previsto dalla tabella alimentare. Gli scostamenti in A sopra lo 0, sotto lo 0, dicono di quanto varia effettivamente il contenuto di proteina che arriva alla bocca dell'animale quando io vado a fare un controllo puntuale e vedete che gli scostamenti sono piuttosto consistenti. Questo ha delle implicazioni, diciamo, sia di tipo ambientale ma anche delle implicazioni di tipo zootecnico, perché se io non do da mangiare sempre la stessa razione agli animali ovviamente o sovralimento o sottoalimento e creo, diciamo, degli squilibri quasi giornalieri. Questo, vedete, quando io è stimato che se io abbasso dell'1% la proteina, l'azoto escreto per capo può diminuire dal 5 al 15%. Questa forchetta così ampia dipende moltissimo anche, diciamo, da
soprattutto dei ruminanti, da altri fattori, perché non è solo l'azoto, la proteina grezza presente nella razione l'indicatore, diciamo, di efficienza, però insomma almeno abbiamo un ordine di grandezza. Per evitare questi problemi, diciamo, legati alla qualità e alla variazione della razione, noi dobbiamo pensare in prospettiva all'uso della tecnologia, cioè dobbiamo muoverci verso il precision livestock farming, cioè la zootecnia di precisione, l'agricoltura di precisione. Gli strumenti ci sono o sono in via di sviluppo. Io prevedo che in un prossimo futuro la tecnologia entrerà pesantemente nelle stalle, nelle aziende, sia anche per ragioni gestionali, ma anche per ragioni, per esempio, di carenza di manodopera, di personale formato. Quello dove intravedo delle possibilità sono per esempio i NIRS portatili per fare delle valutazioni in tempo reale della qualità della razione, oppure i sistemi di rilevazione del monitoraggio del comportamento che stanno, diciamo, i sensori, vedete, quelli che mi permettono di misurare l'attività degli animali e anche la dominazione, sono già molto diffusi nelle bovine da latte, però ci sono prospettive di allargamento anche al settore, per esempio, di bovine da carne, e c'è un interesse anche per i suini, vi dico anche questo, e poi anche sistemi non invasivi, per esempio, di valutazione dell'accrescimento degli animali. Questo sarebbe molto utile sia nel comparto suino che nel comparto bovino, soprattutto per valutare l'efficienza di utilizzazione della razione. Ci sarà spazio, per esempio, anche a sistemi di preparazione e distribuzione automatizzata delle razioni che vanno invece nella direzione della precision feeding. Anche questi in prospettiva sono degli strumenti che possono aumentare, diciamo, il grado di efficienza dell'allevamento e anche la riduzione dell'impatto ambientale. Quindi, per concludere, spero di non essere stata troppo lunga, quello che abbiamo di fronte, e questa deve essere l'informazione che va comunicata soprattutto agli allevatori, è che possiamo fare, come comparto zootecnico, si può avere un atteggiamento, diciamo, di dire intanto non ci penso e poi si vedrà. Oppure possiamo avere un atteggiamento, diciamo, proattivo, in cui cerchiamo un po' di anticipare il problema e di proporre anche delle soluzioni di sistema o di comparto. Quindi bisogna, per cercare appunto di risolvere il problema dell'impatto ambientale degli allevamenti in generale, quindi non solo l'aspetto emissioni ma anche inquinamento del suolo e dell'acqua, bisogna avere una visione sempre più generale ed allargata dell'allevamento. Io non ho toccato minimamente la parte agronomica, ma non è disgiunta da quella zootecnica, perché io devo produrre anche gli alimenti che uso per i miei animali in modo efficiente e riducendo le emissioni. Perché se agisco in modo razionale e in modo integrato posso diminuire significativamente il carico di azoto che porto al suolo, le emissioni in atmosfera. Come abbiamo dimostrato con i dati, possiamo avere anche dei significativi benefici per la salute e il benessere degli animali, e ultimo ma non meno importante, la sicurezza anche degli operatori che lavorano in stalla, e possibilmente anche lavorare per migliorare la redditività. Quindi questo è un obiettivo fondamentale, perché le aziende non devono chiudere, sono il nostro pane. Ecco, io vi ringrazio per l'attenzione e sono a disposizione per le domande che avete sul tema. Grazie del Stato, puntualissima direi, un minuto a scuola. Bene, a questo punto io ridarei la palla a Barbara per gestire eventuali ulteriori richieste, dubbi, in qualche modo approfondimenti che venissero dal pubblico, dagli operatori che sono qui presenti. Sono adesso mezzogiorno, direi ci diamo 20 minuti, mezz'ora di tempo se ci sono ovviamente domande rispetto a quello che è stato detto questa mattina, sia sul fronte della DGR e degli adempimenti, sia sul fronte tecnico della gestione aziendale.
sistema di gestione ambientale che è stato proposto è stato concordato con le ARPA provinciali? Invece la seconda domanda è: la misura, la BAT parla di rilievo olfattometrico, o meglio, parla di monitoraggio olfattometrico. Nell'SGA presentato si parlava solo in caso di eventuali segnalazioni. Come ci comportiamo? Il sistema di gestione ambientale non è stato concordato con ARPA, perché l'ARPA di solito nelle autorizzazioni delegate ambientali esprime il proprio parere sul piano di monitoraggio e controllo. Questa è la risposta, insomma, è stata concordata all'interno degli uffici, sono stati anche selezionati alcuni piani e sistemi di gestione ambientale che alcuni professionisti ci avevano inviato, è stata quella un po' la base che abbiamo utilizzato per questo tipo di modello che viene proposto, perché naturalmente se un'azienda, un professionista vuole utilizzare qualche altro elaborato, noi lo valuteremo e naturalmente se contiene tutti gli elementi necessari, per noi è una cosa che è buona, ecco. Non potrebbe essere. La seconda domanda è sull'olfattometrica, se è da fare o no? L'olfattometria viene richiesta solo qualora ci siano delle segnalazioni comprovate anche dall'autorità di controllo di inconvenienti segnalati, ripetuti, recenti. Quindi c'è scritto espressamente in quella punto numero 12 del sistema di gestione ambientale quali sono le condizioni che sono le stesse che sono richiamate anche dalla direttiva europea. Quindi non qualunque segnalazione, non per qualunque tipo di entità, comunque è un percorso che si deve iniziare quando le soluzioni cominciano ad essere conclamate e anche accertate. Noi abbiamo già dei casi di questo genere, quindi non occorre meravigliarsi di questa possibilità, perché abbiamo un territorio che è, diciamo, dove le attività sono distribuiti in maniera diffusa e questo è l'elemento, l'ostacolo fondamentale, cioè non si è preservata l'agricoltura da effettuare nel proprio territorio e questo ha una serie di implicazioni che, come dicevo, comportano anche queste necessità. Quindi è chiaro che il sistema di valutazione dell'olfattometria si deve scontrare con un grosso problema, che non ci sono dei limiti nazionali stabiliti per questo tipo, quindi l'olfattometria mediante panel test dovrà anche in qualche maniera decidere se quello che è stato rilevato è o meno può dare fastidio o meno, perché questa è un'altra possibilità. In realtà il problema degli odori è subentrato nella legislazione italiana ormai anche per tutti gli altri settori, non sul settore dell'agricoltura, perché con il decreto direttivo 183 del 2017 la possibilità per le autorità competenti di autorizzare anche gli odori adesso è stata aperta. Probabilmente arriveranno delle indicazioni del Ministero dell'Ambiente nei prossimi mesi, anche le indicazioni sui limiti. Serve streaming altrimenti non sente. Va bene. Vediamo se riesco a organizzare la domanda perché è un po' complessa. Cioè, la regione intanto, se la regione appunto nelle sue funzioni di programmazione e coordinamento adesso ha curato queste innovazioni, diciamo, legislative, e se poi intende, diremo, così seguirle nell'applicazione, oppure, come oramai è entrato in uso, purtroppo si assenta nel momento in cui magari sarebbe anche da rispondere, no? Per diramare i vari contenziosi che al limite si instaurano nel territorio. Una roba un po' politica, ma voglio dire, cioè semplicemente a livello, diciamo così, nazionale il
vari enti si stanno specializzando con gli interpelli, il Ministero della Sicurezza sul Lavoro, con il GDPR, il garante, no? Che viene delegato, e poi vediamo cos'altro, gli interpelli delle agenzie delle entrate. Invece io dalla Regione mi sento rispondere: no, noi non siamo un organo sovraordinato alle province, punto. Cioè, e quindi viene demandato tutto agli organismi. Faccio per dire, e allora qua mi sembra che il dottor Fraccaro è molto preparato sull'argomento, no? Allora diciamo due, al di là, voglio dire che chiaramente, voglio dire, come ha detto la professoressa Gottardo, eccetera, no? Si mette la testa sotto la sabbia, oppure se effettivamente sono da apportare delle modifiche, queste devono essere apportate, se c'è scritto nella legge, voglio dire, no? Insomma, qua la lingua italiana la conosciamo tutti, adesso nell'esame andranno, no? Allora, se c'è scritto che bisogna fare, si fa, ma se c'è scritto che non bisogna fare, è inutile aggravare, voglio dire, di costi gli uffici, gli operatori, eccetera. Allora AIA, dico, se io ho due allevamenti che sono in AIA, e sono gestiti da A e da B, poi a un certo punto, come dire, B incorpora A ma senza nessuna modifica, no? Dal punto di vista, come dire, degli impatti non cambia niente, perché due gestioni ne faccio una, voglio dire, non cambia niente. A quel punto lì però magari potrebbe essere che devo fare la verifica di essere, cioè qualcuno ha detto, bisogna, se questi superano un certo numero di animali, bisogna fare la verifica di assoggettabilità ambientale, la verifica della via. Allora dico tutti, perché si supera il peso vivo di 40 quintali, ho visto i 40 quintali di peso vivo per ettaro, no? Che è un refuso di del decreto interministeriale del 1987 che si riferiva al fatto, se io voglio spargere le deiezioni corrispondenti a un peso vivo superiore, ma se io non spargo non spargo neanche un grammo di queste deiezioni, perché oltretutto provengono da allevamenti che sono coperti, quindi non ci sono emissioni, diciamo, in atmosfera, e poi naturalmente queste deiezioni vado a prenderle, voglio dire, no? E per il discorso normativo nitrati, eccetera, eccetera, le vado a conferire o, come dire, a cedere praticamente, non so, a chi fa compostaggio oppure a chi ha i depuratori, eccetera, eccetera. Se io poi faccio una domanda del genere alla regione e dico guarda che in provincia mi dicono che bisogna fare la verifica ambientale, significa che quell'elemento lì, quella modifica anagrafica non si può fare, che deve stare fermo, che deve spendere 5-6 mila euro di tasse per fare la verifica ambientale, che deve pagare dei costi burocratici di carte, per carità, ai tecnici, anche al sottoscritto che dovrebbe far comodo, se non con un discorso di deontologia, diciamo, professionale, mi rifiuto di fare quelle stupidaggini, voglio dire, no? Dico, se succede un caso del genere, voglio dire, in regione, la regione nella sua, come dire, funzione di coordinamento e indirizzo, si sentirà in dovere di formulare, diciamo, una risposta a un eventuale, diciamo, simile interpello, oppure lascerà ancora, diciamo, che siano i localismi, le province, i comuni, no? E quant'altro, voglio dire, a gestire la situazione con tutti i servizi e tutti, diciamo, perché la regione risponde così, cioè, ma non solo in campo ambientale, ma anche in campo urbanistico, dice io non sono un organo sovraordinato alle province, ma cioè, voglio dire, vorrei capire, insomma. Lo dice la legge regionale 3385. Sì, ma però non dice sul proprio tema così. Sul tema ambientale noi, e le ripeto, non vorrei essere pedante, ma è la prima cosa che ho detto all'ingresso di questa giornata, che stiamo in punta di piedi entrando in un tema ambientale come agricoltura, e questo tema, se lei va in Lombardia, noi siamo dell'agricoltura, Roberto è dell'ambiente, d'accordo, lavora su questo tema all'interno della provincia perché è un tema declinato all'ambiente nelle province. Allora, devono venire le province a parlare, non le regioni, scusi. Certo, noi facciamo l'atto di indirizzo, però anche che non abbiamo solo questo impegno a livello nazionale, d'accordo? Perché abbiamo anche quello del monitoraggio, quello non ce lo cava nessuno, quindi se riusciamo a raccogliere tutti i dati
idonei a rappresentare la nostra regione e a dimostrare quello che abbiamo fatto, andiamo avanti per questa strada. Se non riusciamo a dimostrare che cosa la regione fa, ci arrivano le tegole addosso, molto più di adesso. Quello sì è un tema sul quale io non posso togliermi da nessuna situazione, direttiva quadro acqua, direttiva nitrati, direttiva fitofarmaci, direttiva sull'aria, il monitoraggio sono sempre lì. La regione coordina o delega solo? La regione coordina il tema in funzione delle deleghe. Quindi, ripeto, noi siamo agricoltura. Per approvare questa delibera non è stata assolutamente una passeggiata, d'accordo? E se leggete, basta che leggiate la prima pagina, non è nemmeno una delibera di concerto, l'ha portata l'assessore Pan. D'accordo? Quindi, come agricoltura abbiamo dato adempimento per il comparto agrozootecnico a quello che era un dovere. Questo strumento si innesca in tutta l'attività che il decreto legislativo ha dato alle regioni, il testo unico ambientale, che le regioni attribuiscono alle province. È chiaro che a noi non manca un ruolo di coordinamento, perché se siamo arrivati a questo punto è perché Roberto per 2 anni, da quando io ho cominciato a occuparmi di AIA, d'accordo, ha parlato e si è confrontato con le province, con le organizzazioni di categoria e con gli allevatori per arrivare a un testo il più possibile coerente, che tenesse conto delle difficoltà che prima nel testo precedente c'erano e che potesse essere coerente con quello che le nuove VAP prescrivono. Siamo d'accordo, però scrivete la legge e poi non siete neanche no, questa non è una legge, è una disposizione, sì. è una disposizione che individua linee guida e tempistiche, chiaro. Vero anche è che saremmo felici se sopra i nostri tavoli non ci fossero tutti i contenziosi che comunque arrivano, dei quali siamo a conoscenza, perché quando ovviamente è intercettata una norma della regione viene coinvolta in tutto il processo l'avvocatura regionale e anche chi quella norma lì a suo tempo l'ha approvata. Quindi tutto quello che accade, se viene come riferimento, viene citata in causa la regione, torna sui nostri tavoli. In quello ci esprimiamo chiaramente, si capisce, perché anche noi a volte concorriamo, entriamo come parte civile sulle quindi da dinamiche. diciamo la procedura quale potrebbe essere per avere un pronunciamento vostro. Il parere, guardi, il parere da parte nostra Cioè, non può. a chi bisogna scrivere? Non possiamo dare un parere. Noi non possiamo dare un parere, non esiste l'interpello, l'unico delegato nell'amministrazione regionale a dare un parere è la direzione affari legislativi che lavora lì al Palazzo Barbi dove è la giunta regionale. Per fare un parere, per presentare un parere c'è tutta una procedura molto ardua che va applicata e seguita. Parte dal singolo cittadino, passa attraverso tutta una serie di valutazioni. Difficilmente noi come interni possiamo chiedere un parere, d'accordo? È più facile che lo chieda un cittadino dall'esterno. È difficile anche per noi, perché personalmente per ottenere un parere ho aspettato 2 anni al Ministero dell'Agricoltura, Ambiente e Sanità, che si dovevano esprimere insieme su che cosa doveva succedere al siero, se andava o no dentro il digestore. Mi è arrivato adesso dopo 2 anni di attesa e tutta una serie di solleciti. Per cui non le nego che la difficoltà che prova lei la proviamo anche noi. Non so più veloce al Ministero. Si può prima avere risposta da Roma che non da... D'accordo. Comunque... Allora io volevo rispondere su questa questione in maniera molto pratica. Allora, perché nelle eventuali fusioni tu veramente hai viene richiesta la verifica? Perché l'AIA considera solo alcuni aspetti, alcuni impatti, non tutti. E quindi necessita attraverso una verifica di solidarietà anche di valutare altri tipi di impatti che di solito in AIA, ad esempio sul traffico. Perché
E la verifica di assoggettabilità c'è scritto anche nella legge regionale, al compito individuare eventuali mitigazioni. No, ma allora non sono stato No, preciso. Quindi allora verifiche di assoggettabilità in caso di fusione, anche se sono due impianti in AIA. In provincia di Padova, per esempio, si rimane esattamente, o anche prima di 90 giorni di tempo, la spesa è di 1.500 euro, quindi non è una grande onerosità in questo campo. Faccio presente che c'è una possibilità adesso, prevista con la modifica del 183 del 2017, l'articolo 6 è previsto che eventualmente si può fare il cosiddetto pre-screening, cioè si indirizza, no, non è lo screening, si indirizza senza alcun costo una questione legata all'eventuale domanda che non deve essere prestata, se necessario o meno, all'autorità competente, in questo caso la provincia di Padova, senza alcun costo, questa viene sottoposta al comitato via e... Siccome la risposta è sì, bisogna fare lo screening perché se c'è il pericolo che superino i 40 quintali di peso vivo per ettaro. No, ma non è questo il problema. No, ma questa è la risposta? No, ma in questo caso i 40 quintali non c'entrano nulla. Appunto non c'entrano nulla, ma perché non c'entrano nulla? Perché sicuramente qui si interviene sul fatto che la ditta è già sopra la soglia eventualmente di 60.000 se sono di 85.000 per le galline per le... No, ma siccome va sopra soglia, però la risposta è sì, non c'è nessuna modifica, quindi non ci sarebbe da fare niente, ma siccome può essere che si superano i 40 quintali di peso vivo, che già si superavano, bisogna andare in screening. Ma dico io, ma che senso ha? Voglio dire, allora tutti gli allevamenti del Veneto devono andare in screening perché superano i 40 quintali di peso vivo per ettaro, che non c'entra niente perché è un refuso della vecchia cioè, ma se la regione non si pronuncia neanche su... Ma non è la regione che deve pronunciarsi, perché questa è la legge nazionale che ha messo questi principi. Sarebbe abuso d'ufficio da parte nostra, segniamo. E cioè cosa c'entra i 40 quintali di peso vivo per ettaro se non sparano neanche un grammo di pollina sul terreno? Ma il problema è che non dobbiamo vedere se si sparge o meno la pollina, perché la legge parla di 40 o 20 quintali di peso vivo elevato per ettaro, funzionalmente connesso. Quindi se io dimostro di avere i terreni a sufficienza, non mi devo porre il problema se poi lì ci spargerò o meno la pollina. Devo avere i terreni funzionalmente connessi. Se io non ho nessun terreno funzionalmente connesso, perché non ho terreno, non li avevo prima, non li ho neanche dopo. Non siamo qui a fare caso specifico, mi perdoni, ma ci sono 100 persone, se ci sono domande che possono essere utili a tutti, prego. Di aziende zootecniche che hanno un impianto di depurazione, quindi non ha uno stoccaggio di liquame tal quale, ma ha uno stoccaggio di frazioni purificate comunque con basso contenuto di azoto. Il problema della copertura, comunque le coperture dove devono essere fatte, non trattandosi di liquame tal quale, sono comunque obbligata alla copertura? Lo stoccaggio è soltanto dei liquami, quindi ed eventualmente diciamo noi anche dal punto di vista di quello che ci suggerisce il copertoria anche eventualmente del digestato, okay? Quindi nel caso del biogas il digestato ha bisogno di una copertura, diciamo, anche se in realtà tutto ciò che riguarda l'impianto di depurazione invece è un altro punto delle BAT conclusion, dove si fa riferimento a alcune alternative sulla gestione dei liquami. Lì non è prevista in questo caso la copertura di quelle vasche, diciamo. Certo. Lei avrà lì la sezione di omogenizzazione, il passaggio attraverso dei filtri, poi l'ossidazione, fanghi, ricircolo e poi lo scarico. E quindi in questo caso non è previsto, diciamo, una copertura vera e propria, anche perché una copertura di una vasca di ossidazione vorrebbe dire sarebbe un vuoto senso. È chiaro che allora io ottengo alla fine la frazione solida, che è quello che devo trattare come un normale letame.
quindi in questo caso è prevista la copertura. Ecco, dicevo, la copertura non è obbligatoria che sia fissa, cioè che ci sia una copertura, si parla semplicemente di copertura, quindi in alcuni casi noi tolleriamo, anche se non ci piace molto, anche eventualmente una copertura con un telo impermeabile, perché lo scopo è quello di non bagnare la lettiera quando è asciutta, perché per non fare iniziare di nuovo le fermentazioni. Allora, a parte la cornice della Lazzaro, arrivando a discutere dal punto di vista pratico del problema, capiamo che non ci dobbiamo trovare di fronte a un'altra direttiva nitrati. Capiamo quindi che le aziende nel tempo, 4 anni, dovranno adeguarsi in pratiche sia da un punto di vista strutturale, in gestione strutturale e gestione dal punto di vista anche alimentare, per arrivare a un determinato risultato che è la riduzione del 20% dell'impatto, chiamiamolo in linea generale, dell'azienda zootecnica rispetto all'ambiente. Le proposte strutturali sono sì, onerose e non portano a nessun, come dire, risultato economico all'azienda. Quindi viene da pensare che le proposte della professoressa Gottardo possano diventare per le aziende più appetibili. Le percentuali che abbiamo visto scorrere nelle slide vengono accettate nelle BAT, ad esempio, e tutte le azioni proposte, previste, vengono riconosciute dalle BAT. Parlava prima della riduzione della proteina nell'alimentazione, è un caso quello o tutto quello che abbiamo sentito nella breve relazione della Gottardo rientra nelle possibili pratiche che un'azienda può adottare? Dopodiché apro una parentesi e dico, sulla gestione aziendale la Francia ha promosso, e noi come associazione partecipiamo a una ricerca dove la Francia ha messo 1500 aziende di sperimentazione che nel giro di 4 anni, gestendo l'azienda in un determinato modo con la riduzione dell'interfatto piuttosto che l'efficienza dell'alimentazione, piuttosto che le analisi dei terreni o della razione, pensano in 4 anni, 2020, di ridurre del 18-22% l'impatto, il free carbon dell'azienda. Possiamo pensare noi che un modo così, tra virgolette, semplice si riesca anche qui da noi ad arrivare a un risultato dello stesso tipo della Francia? Grazie. Allora, il professore Gottardo mi dice, stiamo parlando di bovini da carne. Logicamente, simulazioni già fatte con bilanci, veramente nella quale si va a verificare la proteina utilizzata, ci dimostrano quello che lei ha detto. Logicamente dov'è il problema, se lo diciamo? Che oggi, se a me mi chiedono, come regione naturalmente, eccetera, quant'è la proteina media che viene utilizzata sugli allevamenti, o cosa si fa? Onestamente non posso dire. Personalmente, ma questo ce lo diciamo qui tra di noi, non come regione, ma un po' come tecnico, se gli allevamenti dei bovini avessero quello che lei ha sostenuto, di cominciare a fare dei bilanci, ma non così estemporanei, gestionali, e potessimo avere dei dati, credo che sarebbe una bella cosa. Cioè, quello che ha fatto la Francia, non vedo perché non possiamo farlo noi, cioè, ma non un'imposizione perché domani ci sogniamo e diciamo prendiamo le autorizzazioni alle emissioni, perché potremmo fare quello, sarebbe una cosa possibile, e diciamo tutti gli allevamenti soggetti all'autorizzazione alle emissioni, tocca il bilancio. Vai. Non è quello. Cioè, io credo che questo mi è piaciuto la professoressa Gottardo, che ci conosciamo un po' da anni, lei mi è sempre martellato, mi ha quasi convinto.
Nel senso, guarda che in fin dei conti, se l'allevatore 2 bovini di meno non li muoiono, all'allevatore c'è un risparmio. Io ho una riduzione di emissioni, punto, fine. Quindi alla fine, ma senza fare nessuna fatica. Allora non andiamo a vedere le strutture, perché le strutture, se lei ha fatto caso anche nelle aree, non ne parliamo quasi mai neanche il collega della provincia. Andiamo su tutto il fatto gestionale. Il bilancio, almeno forse qualcuno dice che è un po' una mania, io credo che sia un qualcosa da mettersi seriamente tra le associazioni e incominciare a farlo molto seriamente, naturalmente. Perché se io vado a guardare i report dell'AIA, che ormai sono passati un po' di anni, i primi, gli indici famosi di conversione che ci eravamo inventati così, sempre per divertimento come modellino, tra un'azienda e un'altra non combaciavano nulla. Cosa voleva dire? Che probabilmente c'era qualcosa che non funzionava, siamo realisti più da me. Se li andiamo a guardare negli ultimi anni, si possono tutti configurare. Vuol dire che gli allevamenti li possiamo misurare un po'. Uno un po' più bravo, un po' meno bravo. Quindi, chiudo, quello che lei ha detto è quello che dobbiamo perseguire, solo che lei l'ha detto, mi perdoni la battuta, buon lavoro però. Cioè nel senso, troviamo, ci mettiamo, è quella la strada. Cioè, quello che ha detto la dottoressa Lazzaro, l'agricoltura dovrà andare a dimostrare che abbiamo fatto qualcosa e ce lo chiederanno. Allora, non possiamo inventarcelo, dire gli agricoltori del Veneto, no. Avremo bisogno di dati. Se avessimo nel Veneto 300 allevamenti che mi fanno il bilancio e 300 allevamenti che non si parla, che abbiamo dei dati che si possono misurare, qui dico l'università in questo caso, che qui mi fa un lavoro e dice sì, però questa è la proteina che viene utilizzata, che forse è inferiore, io dico, a quella che è stata ipotizzata magari 10 anni fa quando si facevano certe misure, perché 10 anni fa era un altro mondo. Però già lavorarci, se no ci troviamo a vedere il discorso tu court. Solo per dire cosa intende fare la Francia poi da un punto di vista pratico. Con le 1500 aziende che hanno messo in sperimentazione, loro vogliono certificare tutta la regione centrale della Francia come zona a basso impatto ambientale. Dall'altra parte, siccome giustamente per dare anche degli stimoli alle aziende per essere conformi a determinate regole, spontaneamente o spintaneamente, la Francia nei premi PAC sta lavorando affinché i caratteri, le virtù ambientali che le aziende possono rispettare siano compensate da premi accoppiati. È solo una cosa, mi perdoni adesso, con la dottoressa Lazzaro, un anno e mezzo fa mi sembra, è passato un po' di tempo, siamo andati dal Ministero dell'Ambiente, pensi un po' lei, a proporre eventualmente un discorso di sostenibilità negli allevamenti e non ci hanno riso in faccia. Quindi possiamo farlo anche noi. Solo che non è un qualcosa che a mio avviso si possa imporre, è un qualcosa che deve venire dagli allevamenti, perché sennò diventa una norma. Andate a casa con quell'immagine che c'era nelle slide della professoressa Gottardo. Purtroppo non siamo alla Francia. Se avete visto quell'immagine, la slide del GDRC, dove era tutto rosso in pianura padana, oltre quella sui gas da satellite che ha fotografato. Probabilmente la Francia è anche più libera di muoversi, o lo potevamo essere noi 15 anni fa, quando non eravamo in procedura di infrazione. Se adesso c'è un accordo vaccino padano, non è perché si sono messi d'accordo così benevolmente Zaia e i suoi compagni delle altre regioni per sottoscrivere così con Galletti, era un G8 e si sono trovati in quella condizione non tanto per volontà, mi viene da dire. Un accordo che tra l'altro era passato qui sopra la testa dell'agricoltura, completamente, d'accordo? Ma perché? Perché, ripeto, è competenza dell'ambiente. Su questi temi è fondamentale che si parlino i ministeri nella definizione delle regole. Perché, ripeto, come agricoltura? È perché c'è uno spedito come Roberto che prende sul telefono e chiama dentro al Ministero dell'Ambiente qualcuno che non conosce finché gli danno un appuntamento.
d'accordo? Se non avessimo fatto così, non ci sarebbe a livello nazionale sul tavolo dei ministeri adesso un decreto pronto che farà domani partire le emissioni, la possibilità di fare le AIA semplificate. Non c'era, ma guarda caso, dopo tutto quel lavoro là, è uno dei 3 punti che per l'agricoltura danno per fatto nell'accordo bacino padano. Se è un obiettivo del Ministero dell'Ambiente adesso è solo perché ci si è pensato a suo tempo, applicando un pertugio che sta dentro un articolo dell'articolo 29 bis del testo unico ambientale, titolo 4, dove esattamente il Ministero dell'Ambiente ci ha risposto non l'abbiamo ancora fatto per nessun tipo di attività produttiva in Italia. Ora, ripeto, sono tavoli con i quali noi non abbiamo un approccio diretto, perché non abbiamo competenza diretta, siamo agricoltura. Ma purtroppo l'agricoltura e la zootecnia si devono correlare anche a questo mondo. Lo so che è difficile, me ne rendo conto in prima persona io, perché sono il parafulmine di tutte le più pezzenti cose che all'interno del settore agricoltura si fanno in via Torino. Perché odori, spusse, autorizzazioni, acqua, aria. Non dobbiamo confondere l'aspetto burocratico derivante dall'applicazione della legge con l'aspetto politico, bisogna tenere separato, e di questo tenendo atto, no? Però dall'altra parte, quando tutti quanti o per delega o per interesse comunque siamo venuti ad ascoltare quello che domani, anzi da ieri, praticamente bisogna che le aziende comincino a pensare per il prossimo futuro. Abbiamo 4 anni a disposizione, non è un tempo lunghissimo. I 4 anni sono per le AIA, cioè per il riordino delle autorizzazioni. Le aziende dovranno cominciare a entrare nei ragionamenti che la gestione del terreno piuttosto della strada non dipende da quanti litri di latte o da quanti chili di carne, ma dipenderà anche dall'applicazione di determinati parametri in maniera più o meno, come dire, vincolante. È su questo che dobbiamo lavorare, sia da un punto di vista burocratico, cercando di accompagnare le aziende al rispetto di queste norme, sia da un punto di vista politico, perché è inaccettabile non solo che a Roma i ministeri non interloquiscono tra loro, ma non è neanche corretto che le province del Veneto abbiano dei sistemi di applicazione e di interpretazione una diversa dall'altra, cosa che abbiamo provato con la direttiva di tratti, cosa che mi pare quando vengono presentati i moduli di Padova, a quel punto uno viene a dire a Verona sarà diverso, o sbaglio? In questo, indipendentemente dal ruolo, posso segnalare che c'è una continua attività di confronto con le province. Io questo, per le attività di cui ci occupiamo come UOG Ambiente, non parlo per gli altri, parlo per quello che sta nel nostro ambito di azione, il confronto è continuo. Ci vuole la verifica di questo confronto? Certo che c'è la verifica, perché il confronto è anche sul monitoraggio delle cose. Se io non ho i dati di monitoraggio delle province, domani è un'infrazione diretta che cade in testa a tutti voi, quindi il ruolo è sostanziale. Ripeto, perché l'altra patata che abbiamo in mano è mettere insieme tutti i dati delle province per dire a livello nazionale che dal punto di vista ambientale siamo sostenibili, siamo a posto con quelli che sono i livelli del monitoraggio. Propongo un tavolo scientifico dove ci si sieda insieme alle associazioni, gli ordini regionali, provinciali, università, per dire, per superare questa situazione, cosa è necessario fare? Magari ci troviamo in una situazione che, per quanto riguarda la disponibilità di dati, troviamo magari una situazione molto più avanti rispetto a quello che pensate voi, perché magari le reazioni ce le abbiamo già, dei monitoraggi nelle aziende ce le abbiamo già, sappiamo quante stalle agrigliate, lettiere, quanti metri quadri ci sono coperti, o se manca qualcosa, le associazioni siamo qua apposta per collaborare, perché il nostro lavoro, come di tutti i tecnici, che domani ci sia ancora agricoltura, penso che questa valga per tutti. Sì.
ma sicuramente andrete a casa con l'idea che il responsabile di questo tavolo dovrà essere l'ambiente. Sì, ma allora come si spiega, scusi, che a noi in provincia si comporta diversamente? No, non è questo il tema è un altro. Mi perdoni, il tema è un altro. Il tema è cercare la diretta correlazione con la proposta. Se alla fine esiste una direttiva che dà delle riduzioni, vanno calcolate, d'accordo? Se vanno calcolate, la prima cosa che mi devo preoccupare è che vadano calcolate con parametri analoghi disponibili in tutta Italia. Posso pensare che quello che è già norma, quindi le AIA, quello che è già direttiva nitrati, PUA, spandimenti, eccetera, produzione, quello che è banca dati veterinaria, siano tutti elementi che stanno a disposizione di quei due ministeri e che domani possono essere utilizzati per fare il conteggio. La prima cosa che è esito della domanda che facevi, di quello che ha detto la professoressa Boccardo, è che siamo sicuri che in tutto questo contesto la riduzione della proteina, azoto e fosforo è rendicontabile, misurabile e giustificabile, perché è dal 2007 che è stata autorizzata a tutti i livelli fino in Commissione Europea, con quella delibera che ha citato sotto, vecchia finché vuoi ma ancora viva, d'accordo? Quindi posso dire che se domani riuscirò a dimostrare con quei criteri un abbassamento dell'azoto e del fosforo nella dieta, ce l'ho direttamente già dimostrato nell'azoto escreto e lo posso andare a misurare e dimostrare con tutti i sistemi che ci sono già. Questo è sicuro, indipendentemente dal tavolo. No, mi spiace poter dire che non è così. Dal punto di vista normativo è così, Moreno. Normativo sì, ma pratico no. Perché se io allo stato attuale faccio la domanda di divisione AIA e faccio lo status quo, e questa è la mia consistenza in termini di capi, avicoli o suini, e utilizzo il bilancio e la mia dieta proteica è già ottimizzata, perché chi ha i polli ha già dei parametri di riferimento di proteina ingerita in base alla caratteristica del mangime. Quindi qui io faccio il bilancio dell'azoto con i dati del 2007, ho lo status quo. Domani cosa fai? Rimangono sempre gli stessi capi, il mangime rimane lo stesso, io cosa faccio? In termini numerici il mio bilancio di azoto è ancora lo stesso. Qui io cosa ho? Io ho un miglioramento dal punto di vista scrittorio, nel senso che ho la gestione delle direzioni, eccetera, eccetera, ma il mio bilancio di azoto è scritto, ma se quello. Nel caso degli avicoli dico io, che la collina se ne va via. Sì, ma no, io personalmente, dentro al software nitrati, non ho bilanci di avicoli al momento. Ce ne ho di qualche suino e di... No, ma quindi tutta quella differenza esiste tutta, Moreno. Quella differenza esiste tutta, perché tu parti dal parametro attuale, ok, e dirai quant'è il tuo abbattimento. Non ho abbattimento, faccio l'abbattimento. Se io ho un avviamento di avicoli, la polina non la gestisco io, perché se ne va tutta via a fine ciclo, il mio unico azoto che ho è quello screto dei polli che mi rimangono. Se io utilizzo quel programma adesso, che ho la consistenza di adesso, e domani mattina che è la stessa consistenza, i miei BAT non hanno alcun effetto sulla riduzione dell'azoto escreto. E la provincia mi aveva chiesto, devi dimostrare che lo diminuisci. Rispetto al 2007. Capito? Considerando poi che i dati sono vecchi, perché è del 2007 la DGR, ma lo studio di qualche anno. La DGR sì, ma le BAT no, sono del 2015, stanno tutti dentro quella forcella. Per i calcoli, io sto dentro la forcella. Se la provincia mi dice devi ridurre le escrezioni perché le BAT te lo indicano, no, si entra sul discorso che diceva prima, cioè di dire qual è la sticella comportamentale di tutte le amministrazioni in cui dicono mi va bene che il tuo azoto escreto mi rimanga lo stesso, però deve essere che tutte le province dicono ok, devi applicarmi le BAT e l'azoto escreto nel momento in cui rientra dentro quei parametri lì a noi va bene, ma no dirmi devi migliorarlo perché le BAT presuppongono che devi migliorare anche quello, perché se sono già al limite adesso, capito il senso? Io non vorrei fare qui il caso specifico, d'accordo? Perché poi bisogna fare una bella istruttoria, non si può dire la Lazzaro ha detto, poi possiamo fare qua, Lazzaro ha detto. Ok, allora, il caso specifico si guarda come caso specifico, ok? Però è chiaro che
in Veneto esiste uno strumento che, per quanto ne so io, ma vedendolo con vestito della direttiva nitrati, sui polli non è più tanto usato. E sarà 1 o 2 allevamenti in tutto il Veneto. Non è usato, d'accordo? L'hanno utilizzato sui bovini e sui suini, punto, d'accordo? Mi viene da dire che usando quello strumento su quella che è la razione rispetto ai parametri di partenza, che sono quelli dell'azoto escreto di direttiva nitrati, di sicuro hai una differenza che lo strumento ti calcola. Quella è la partenza, non è il tuo stato attuale, d'accordo?